E allora anticipiamo di qualche secondo, perché no? Allora, amici miei bellini, amiche mie belline, benvenuti, benvenute, bentornati, bentornate. È una live che deve riprendere quella che è stata la bellissima partita con l'Inter, ma ovviamente tiene banco la cronaca e quindi io ho qua un bel foglio bianco, lo vedete, no? Toto allenatori, e mi darete una mano, ce li scriviamo tutti, quei nomi che sono usciti, i nomi improbabili, i nomi plausibili, quelle che sono le vostre speranze, ci segniamo tutto e magari su suggerimento anche di amici abbonati che dicevano che non fai una tier list, secondo me è un'operazione sfiziosa, godibile, leggera, e ne parleremo e voi mi dovete incalzare con le vostre cose e andiamo a vedere quello che succede. Nel ringraziare Marco Tarantino che continua a supportarmi, ci sono dei like preventivi di gente che se la vede poi dopo e adoro. Lotti Angela Torre, Edoardo, Guido ci raggiungerà più tardi, Roberto, Claudia, Anto, Raffaele. Unica cosa mi dispiace non vedere Spalletti il suo gioco per il prossimo anno, è uno schiaffo al calcio giocato. Raff Luongo, le urla di Spalletti nel match con l'Inter farebbero pensare a tutto tranne che a un suo addio. Lo so Raff, però questo ti dimostra la serietà, ti dimostra quanto ci tiene, quanto lui sa che il suo lavoro non è finito. Per questo noi siamo un pochino amareggiati, perché avendo noi già vinto sembra che insomma sia finita la stagione, invece no, perché ci sono altre 2 partite. Il Napoli può continuare a mettere dei record in cascina, togliersi delle soddisfazioni, e quindi purtroppo dobbiamo aspettare, perché se non si finisce la stagione non arriveranno dichiarazioni ufficiali e non ci sarà chiarezza. Questa è purtroppo. Però io sono stato contento di vederlo così sul pezzo, di vedere i ragazzi fare una partita sontuosa. Sono stato veramente contentissimo, perché poi sarebbe un peccato sporcare il finale con delle prestazioni non all'altezza di questa stagione. Chi del posto Spalletti? Perché non proprio Spalletti, riannunziato il 4 giugno in maniera del tutto teatrale proprio davanti a tutto il mondo lì al Maradona. Gargaroz, in tanti stanno dicendo questa cosa, io non credo nella pantomima né del presidente né di Spalletti, sarebbe poi difficile giustificarla. Certe dichiarazioni, insomma le ultime sono proprio chiare, quelle di Spalletti, quindi io non capisco chi resta attaccato a una speranza. Se poi la fanno così non lo so quanto verrebbe nemmeno apprezzata, sinceramente. Mi ricorda per certi versi anche la situazione Mertens dell'anno scorso. Ma quello poi il presidente fa la cosa teatrale, e invece non c'è sta cosa teatrale. Io di cose teatrali mi ricordo la maschera di Himmler e mi ricordo insomma l'arrivo di Ancelotti, perché quella fu una botta importante nel post Sarri, dove tutto l'ambiente era un po' depresso, ovviamente per una serie di motivi. Lì sì, però per il resto grandi scene da film io non me le ricordo. Me le potete dire voi, sicuramente magari ci sono state, io non me le ricordo, però molto spesso quando abbiamo avuto questi dubbietti poi alla fine si è risolta con la separazione. Tra i tanti nomi fatti mi è venuto a mente uno che non mi dispiacerebbe per nulla, Mister Ranieri, grande esperienza, conosce la piazza, ha vinto in Inghilterra e ha fatto buone cose in Italia. Con Davide ne stavamo parlando nel gruppo Telegram degli abbonati, è sicuramente un nome spendibile per quanto riguarda l'esperienza, sicuramente un signore.
sicuramente un signore, e questo lo teniamo presente perché ci sono poi dei nomi che mi viene da escludere a priori per certi tipi di atteggiamenti che vanno al di là del campo, e vediamo quello che succede. Io poi ricordatevi che c'è sempre il credito, io un po' di credito ad ADL glielo do, perché anche se dovesse arrivare un nome che non mi convince tanto, alla fine dobbiamo vederlo sempre come gira e come funziona, e si deve dare un po' di tempo quando le cose cambiano e non giudicarle prima di vederle poi in campo, perché si fanno brutte figure, e quelli che hanno giudicato subito Kvara, quelli che hanno giudicato subito Kim, si fanno brutte figure. Io eviterò di farle, non le ho fatte in passato, non le farò adesso. Ha rigenerato Spalletti fisicamente ogni uomo della rosa e ha regalato alla squadra un modello tattico ormai assimilato tra il mister e uno dei due giocatori. Non è meglio perdere il mister? Perdere il mister è un peccato, perché perdere il mister significa cambiare i metodi di lavoro, cambiare, non dico il sistema di gioco, ma le idee di gioco possono essere simili. È importante anche che il nuovo allenatore venga come è venuto Spalletti, perché ricordiamo Spalletti come si presenta, dice: guarda che Gattuso ha fatto molto bene delle cose, io mi prendo il buono e cerco di capire dove devo intervenire per migliorare. E ha sistemato sicuramente la fase difensiva, gli ha dato probabilmente a tutta la rosa anche una consapevolezza della loro forza, e questo ha fatto. Se il prossimo allenatore, questa squadra è difficile da migliorare, però se il prossimo allenatore si prende quello che è di buono e riesce a entrare nella testa e a dire: ragazzi, vediamo se si può fare ancora e non la lasciamo una cosa casuale, singola, un episodio singolo, non sarebbe male. Quel tricolore avrà il suo peso, il impatto. Ovviamente la squadra è giovane, serve una guida importante, e su questo sono d'accordo. Meglio esperienza che un giovane anche con buone idee. Per esempio si fa il nome di Palladino. Nel frattempo scriviamo, fatemelo scrivere, perché così Ranieri ce li scriviamo tutti, tutti quelli che mi dite voi. Brockfire dice di lasciare i like, fatemi sapere, perché c'erano molti like preventivi, io vi ringrazio. Vedi anche Roberto, like preventivi, buonasera con i like preventivi di Pietro. Claudia, difendiamo la città e lo scudetto con il cuore, non lo so, con i denti, non lo so qual è quella emoji. Quest'anno a me basta onorarlo. E c'è anche GioTV che abbraccio tantissimo. Cerchiamo di non far scorrere tutti i messaggi. Al di là delle decisioni personali che fanno capo ognuno di noi, Spalletti compreso, non capisco la pantomima della maschera al grido vi depisteremo. Tutti ormai lo danno come partente. Sì, Pietro, ma quel vi depisteremo io credo che fosse legato alla cena. Poi Spalletti l'ha detto proprio chiaramente. Poi può mentire, come tutti possono mentire nel calcio, però Spalletti stava in un buon mood, va vestito da Osimhen con questa maschera, va alla cena, e lui ha detto poi quello che ci siamo detti alla cena, non si torna indietro. E da lì che poi è una decisione che lui ha preventivato. La cena è stata una conferma probabilmente dei suoi dubbi che non si sono risolti, e da lì si va avanti. Mi sa che devo prendere Tore Falanga, che è sempre carinissimo. Abbraccio tutti. Stanno volando. Un abbraccio Emanuele, volano tutti i messaggi. Fatemi recuperare con priorità assoluta l'ottimo Tore Falanga, che è l'unico nome che non è uscito. Nome bomba: Toto allenatori a Groppi. Faccio che non me la scrivo, non me la scrivo a Groppi, che ne sono usciti tanti anche per ridere, ovviamente. È giusto stemperare, perché poi non la dobbiamo prendere troppo seriamente. È un gioco e le tragedie sono altre. Mi hanno anche mandato una cosa molto triste. Ti leggo, Enrico. La cosa triste è che c'è il paragone con Bologna, visto che insomma mi hanno mandato questo paragone dei due striscioni, no? Saremo contenti quando il Vesuvio farà il suo dovere, mentre lo striscione del Napoli è Forza Emilia Romagna. La differenza visibile, palpabile. E ringrazio Tore Falanga sempre, e fatemi recuperare anche Enrico. Valerio nuovo mister, e là si va in Serie C, per direttissima.
perché ragazzi è sempre, bisogna sempre dirlo, il più scarso degli allenatori scarsi che voi potete immaginare, che lavora in Serie C e che non conosce nessuno, ne sa sempre 150.000 volte più di noi, che ci guardiamo ogni tanto una partita di televisione e pensiamo di aver capito tutto. Questo è importante sempre stabilirlo. Io ringrazio ovviamente per la carineria. E Daniele Quero, benvenuto, bentornato, non lo so. Ovviamente questo resta sempre in piedi, ragazzi. Abbonati nuovi o vecchi, mi scrivete in privato su Azzurro Fluido su Instagram, su Valerio Fluido su Telegram, dove volete mi potete trovare, e io vi aggiungo, sarà mia premura aggiungervi al gruppo Telegram dedicato agli abbonati. Ovviamente lì è 24 ore al giorno, perché abbiamo anche time zone diverse e quindi ci divertiamo, stiamo sempre sul pezzo, nonché poi il fantacalcio che sta entrando nel vivo nelle ultime 2 partite. Allora, Mondonico è già stato detto, io mi scrivo i plausibili, mi scrivo i plausibili, perché sennò anche quelli non plausibili ma attualmente spendibili, per esempio, se mi pare che Sabatini lo abbia detto, Sabatini, ma nessuno fa il no, ma io sono convinto che arriva Simeone è l'allenatore più pagato al mondo cioè che supera i 20 milioni, così, certe cose, e bisogna evitare di aprire la bocca certe volte, perché poi diventa assurdo. Ho letto anche un'altra cosa, dice no, quello della Laurentiis ha stabilito il tetto di 7 milioni tra allenatori e giocatori, ma non è assolutamente vero. 7 milioni è un numero altissimo che il Napoli non ha intenzione di pagare per nessuno. Si potrebbe fare un'ipotesi verosimile, perché è proprio la stella e quindi tu cerchi di fargli un aumento per trattenerlo, se lo vuoi trattenere, ma 7 milioni non è proprio il caso. Al massimo puoi pensare di farlo per un allenatore di super grido, ma dire, mettere nero su bianco che il Napoli c'ha il tetto a 7 milioni è una bugia, e le bugie non fanno piacere. Angela dice: spero che non venga Gasperini, il razzista, piange sempre, poi è spocchioso, arrogante e presuntuoso. Gasperini ce lo scriviamo perché è uscita e c'è chi la sta cavalcando questa cosa, c'è chi ha paura, c'è chi parla di nuovi moduli, eccetera eccetera. Sappiamo che ci sono stati dei contatti anche in passato tra De Laurentiis e Gasperini, quindi ce lo scriviamo. La domanda è: meglio un allenatore che conosce la Serie A o uno che viene da un altro campionato? Io preferisco uno che conosca la Serie A, quindi nel pacchetto esperienza qualcuno che abbia già, perché lo sapete che il calcio non è solamente il campo, è anche i rapporti che hai con quelli in studio che ti fanno le domande, se ti danno del tu, se li conosci bene, e quindi è meglio secondo me che abbia un po' di esperienza in Serie A. Allora, 170, siamo quasi 200, siamo più di 200 in live e siete bellissimi, quindi dobbiamo arrivare, penso, a 200 like come minimo. E fatemi raggiungere anche Giorgio Mele. Dove sta? Ah, tra l'altro hai ragione, Davide, i nomi devono essere spendibili perché devono essere ancora in vita. Peccato perdere il DS, lui è un valore aggiunto lì. Giorgio sempre con i suoi giochi di parole mi strappa sempre un sorriso. Questa è un'altra cosa, perché c'è stato un momento, i rumori, c'è stato un momento in cui si è dato Giuntoli già fatto e Spalletti no, quando mai, quello c'è l'opzione rinnovo. Adesso non dico che è il contrario, ma sono cambiati un pochino gli atteggiamenti degli addetti ai lavori che ci raccontano le notizie, perché su Spalletti si stanno mettendo quasi tutti l'anima in pace. Io ho girato un video ragazzi, la partita di andata col Francoforte, con l'Eintracht Francoforte, gli fanno delle domande assurde a Spalletti, non solo i nostri ma anche quelli i vari DAZN, Sky, gli chiedono un'altra volta di Totti e di Icardi e lui annoiato dice mo lo telefono perché non ce la faccio più.
E io dicevo alla fine dello short, dicevo smettetela di dargli fastidio, poi questo se ne va, si scoccia e il campionato italiano, non solo il Napoli, ma il campionato italiano perde un grande allenatore, cercate di trattarlo meglio. E quindi così. Quindi la cosa è un po' cambiata, perché su Giuntoli si sta parlando che deve trovare l'accordo, perché cioè, il contratto non è un'opzione, però deve trovare un accordo perché potrebbe ancora essere vincolato. Però a maggior ragione, ragazzi, un allenatore è chiaro che quando deve lavorare per una squadra, anche se lo fa contro voglia, ma comunque lavora su se stesso, lavora sul suo futuro e non vuole fare brutte figure, quindi si impegna comunque anche se resta contro voglia. Qualche esempio ce l'abbiamo in passato. Però conservarti contro voglia un dirigente che deve lavorare sul mercato, e quanto si impegnerà a trovare i nuovi Kvara, che poi li prendi per il Napoli, gli fai un bel contratto e l'hai tolto alla squadra eventualmente dove tu stai pensando di andare l'anno prossimo. Mi sembra un illogico, quindi anche lì trattenere Giuntoli sarebbe una cosa veramente molto strana. E ringrazio anche Nicola. Adesso pubblicheranno un post con un cap. Allora, il cap, tra l'altro, il cappellino, è anche un modo di dire per stronzare, cioè per cosa falsa che si usa quindi se possono un post con un cap è una specie di pesce d'aprile. Però ovviamente il post con il cap io me lo scrivo perché Klopp il cap. Qua andiamo proprio nell'ambito dei sogni proibiti, e lì esperienza, profilo internazionale, profilo che ha vinto, profilo che insomma è rispettatissimo, ti fa paura solo a guardarlo, ha una sua linea, ha una sua anche oltre allo stile di gioco, ma anche lo stile di vita. Klopp è uno proprio che accenderebbe la piazza. Accenderebbe proprio la piazza e lì vedremmo tutto il San Paolo Maradona con i cappellini. Si paga solo con i cappelli, ecco, possiamo dirla così. Klopp costa troppo? No, si paga solo con la vendita del merchandise dei cappelli, come Ronaldo si pagava solo con le magliette. Ma abbiamo saputo, notizia di oggi, che Ronaldo il fratello faceva le maglie false faceva il falsario. Uno come voi con quel cappotto addosso si dice subito quello è un falsario. Una roba incredibile, e ringrazio Nicola. Allora, Andy, hai visto cosa ha detto Cassano? E quella è la verità che molti non hanno voglia, non vogliono vedere, zero credito. Allora, Andy, tu stai parlando, l'ho letta questa cosa. Per quanto riguarda Cassano, si riferiva ad ADL. Voi lo sapete, io sono attento, cerco di non essere severo, cerco di essere obiettivo il più possibile, sono molto attento a tutto quello che riguarda la società, analizzo le parole degli allenatori per cercare di capirne di più, e anche le parole degli ex giocatori, e insomma, lo sapete quello che ne penso. Cassano non l'ha detto benissimo, perché lo ha accusato De Laurentiis di fare la festa per se stesso quando i giocatori erano ad Udine. No, secondo me questa è una delle cose che a De Laurentiis non si può addebitare come cosa fatta male, perché la festa fatta a San Paolo è stata bellissima e i tifosi meritavano di avere una casetta, una bella casa dove festeggiare tutti insieme, anche se non era possibile farlo con i giocatori. Poi si è fatto ancora meglio con la Fiorentina. Insomma, ci sono tante cose che si possono attribuire a De Laurentiis. Questa della festa mi sembra la meno grave, anzi mi è sembrata una cosa anche fatta bene, quindi sotto questo punto di vista Cassano, lo sapete, la spara sempre tranciante, perché poi lo ripostano, lo ritwittano, finisce sempre sulla bocca di tutti. De Zerbi ovviamente ce lo scriviamo, nome che si è speso tanto negli anni. De Zerbi lo teniamo presente perché è molto stimato anche ultimamente, anche a livello internazionale, perché ha fatto le sue esperienze, si sta giocando una chance in Premier League non male, sta facendo delle ottime cose. Altri complimenti che gli sono arrivati da Guardiola, dice uno dei più influenti degli ultimi 20 anni, è uno che studia, un innovatore, e quindi De Zerbi lo teniamo, anche se potrebbe voler continuare la sua, perché poi
se parliamo di Premier come punto di arrivo, come sogno di tutti i calciatori, è anche un sogno per gli allenatori. Non lo so quanta voglia possa avere De Zerbi di tornare in Italia, sembra quasi un gradino indietro. È chiaro, venire al Napoli in questo momento sembra un gradino in alto rispetto alla sua attuale squadra, però devi sempre fare il confronto. Dice, io sto già in Inghilterra, che faccio? Vado in Italia? Dipende, vediamo un pochino. Comunque il contratto ce l'ha. De Zerbi o italiano, quindi ci scriviamo anche italiano anche lui, lo teniamo presente come quelli che dà un'impronta alla propria squadra. La Fiorentina aveva dei numeri di possesso palla importanti, creava non moltissimo perché poi le punte, soprattutto nella prima fase del campionato, non rendevano, né Jovic né Cabral riuscivano poi a trasformare, però è andato in crescendo. Italiano è un altro che secondo me ha bisogno di lavorare, gli devi dare fiducia, e se poi sposi quelle che sono le sue idee calcistiche ti può dare anche delle soddisfazioni. La Fiorentina, campionato così e così, non da sorella ovviamente, resta lì in mezza classifica, però bisogna dire che raggiunge 2 finali e non è poco per una squadra che fino a un paio di anni fa stava rischiando brutto, quindi i complimenti all'italiano anche vanno fatti. Sono io il vostro Spalletti e Vincenzo, ovviamente, De Laurentiis che prende anche il ruolo di non posso escluderlo questo, perché lo sappiamo. Io ho scritto con molta umiltà e modestia e prudenza: la speranza è che De Laurentiis si faccia ingolosire dalla vittoria e porti avanti un discorso di crescita del brand, e quindi cercare di occupare quella casella che verrà lasciata vuota probabilmente, plausibilmente, da una Juventus che sta in grosse difficoltà. E quindi se servono 3 grandi sorelle, perché le sorelle sono 3, sono sempre state Milan, Inter e Juventus, se poi serve un'altra sorella per non fare il doppio del derby che può essere noioso, il Napoli dovrebbe diventare quella sorella e rimanere lì, vincere un anno, magari l'altro anno arrivi secondo, poi l'altro anno vinci di nuovo. Quindi la speranza è quella, la crescita, magari lo stadio, magari fai un pochino di settore giovanile e ti metti al pari anche a livello di merchandising e di strutture con le altre squadre, perché poi sul lungo è più difficile. La speranza è questa. Il timore è che De Laurentiis dice: io sto da sempre in Europa, ormai il calcio l'ho capito, faccio e disfaccio quello che faccio io e vinco sempre io, perché io comunque oramai ho capito come funziona il giochino. Questo potrebbe essere un rischio che vorrei evitare, perché secondo me sì, si fa il discorso senza Nedved, senza Zanetti, senza le varie figure avete comunque vinto, abbiamo comunque vinto, però se poi ti arrivi in Champions e vedi che il trattamento non è equo e addirittura la Champions si permette di postare il fallo di Leao nei confronti di Lozano esaltandolo come skill difensive, io non credo che con una figura interna come Boban per esempio o come un Maldini si sarebbero permessi di fare una cosa del genere. L'errore arbitrale ci può anche stare, fa meno rumore, fa rumore solo per noi, però anche l'ex sindaco di New York ha detto che l'arbitraggio non gli è piaciuto. Quindi crescita è sempre importante. Palladino vi piace? Valentino, ce lo scriviamo anche Palladino, perché è uno di quelli in crescita. Forse non ha molta esperienza, ma vedere una neopromossa giocare così bene è cosa rara. Mi è piaciuto molto anche quando dopo la Roma redarguì Mourinho e tutta la panchina romana. Sicuramente Palladino sta dimostrando carattere. Il carattere o ce l'hai o non ce l'hai, l'esperienza la accumuli e quindi capisci anche dove puoi migliorare in certi tipi di rapporti o sul campo. Palladino io mi sto piano piano innamorando. Vorrei un profilo già esperto, proprio per non fargli fare l'esperienza a Napoli, perché poi spesso è successo, fai l'esperienza a Napoli e poi vai da un'altra parte nel fiore della tua carriera. Non è il caso. Palladino non è affatto male. Quello che ha fatto con il Monza, prendendo una squadra che stava perdendo tutte le partite, entra lui, si mette a giocare a calcio, perché il Monza gioca a calcio e non hanno questi giocatori incredibili, è sicuramente un nome che, se mi dicono in orbita Juventus, non mi stupisco, perché è uno di quei profili che
sicuramente è destinato a panchine importanti, quindi ce lo scriviamo. E devo raggiungere Giulio. Fatemi raggiungere Giulio. Ho letto sul fratello di Cristiano Ronaldo. Tanti messaggi, sto andando lungo nelle risposte, ma sono ovviamente la bomba per la Champions. Zinedine Zidane, me lo scrivo Alessandro, anche se Zidane, anche lui secondo me prende una barca di soldi. Vedi? Buonasera la community campione d'Italia. Una domanda: ma quanto siete bellini? Vi voglio bene, lasciate i like. Allora, fatemi chiappare Giulio, vi depisteremo, e se resta tutto com'è. Allora Giulio, tu sei entrato pochi secondi dopo, sicuramente, che io dopo che io abbia avuto. Impara l'italiano, pagliaccio. Io mi scordo, sono anche legittimato. Credo che il depisteremo di Spalletti riguardasse semplicemente quella serata e quella cena. Dopodiché tutte le dichiarazioni post in conferenza, nelle interviste, fanno presagire tutt'altro, che si aggiunge non solo, io non parto dal presupposto solo delle ultime frasi che ci ha detto Spalletti, ma del linguaggio del corpo, di alcune risposte che ci ha fatto sentire tutto l'anno, delle frasi, alcune non dette, ma alcune dette proprio chiaramente nei confronti di un certo tipo di stampa. Lui si è legato al dito una serie di cose, e quindi se poi non ha la certezza di poter dare il 100% del suo tempo, di poter dare una soddisfazione ai tifosi del Napoli, ci ha fatto anche sapere: se io poi non sento di poter dare ai tifosi e sento di potergli dare poi una delusione, è più grave, è più forte come sensazione negativa rispetto a quella positiva della vittoria. Lui ha detto: sì, io me la godo, ma poco, me la godo poco, perché subito voglio pensare al lavoro. Se lui non riesce poi a pensare al lavoro con serenità, lì è chiaro, è capace che voglia fare un altro tipo di discorso. I like, fatemi sapere a quanti like stiamo. Fatemi sapere a quanti like stiamo. E qui Pietro ritorna sul nome di Benitez, che anche ce lo scriviamo. Benitez. Se viene Benitez, allora assume un altro senso averlo visto in trasmissione durante l'intervista in cui Spalletti è stato gentilmente sarcastico e caustico. Un altro senso averlo visto in trasmissione durante l'intervista. Allora, quella si può riprendere. Io poi su Benitez faccio un altro tipo di riflessione. Non è la prima volta, si è fatto anche quando poi c'era Gattuso in bilico. Ci sta questa convinzione. Tu prendi Benitez però come area tecnica insieme a un altro allenatore. Ma chi l'ha detto che Benitez vuole accettare una cosa del genere e non voglia fare ancora l'allenatore? Io, perché poi si va a vedere, e se vai nello specifico di un sondaggio tra i napoletani, sì, Benitez sì, però meglio come individuatore di profili. Aveva individuato dei profili fortissimi, alcuni erano già belli, insomma, affermati, e se ti chiama Benitez tu vai. Benitez ha rappresentato la svolta per il Napoli, perché se tu telefoni e dici sono Rafa Benitez, un allenatore che ha vinto Champions, insomma, che ha vinto, un allenatore che è importante ed è stimato, lì cambia la storia, cambiano gli orizzonti azzurri del Napoli. Non l'ho capita questa cosa, che molti credono che Benitez voglia venire a fare l'area tecnica, a fare il nuovo giunto. Non ne sono convintissimo. Potrebbe venire con l'idea di fare il manager, nel senso all'inglese, nel senso faccio l'allenatore e faccio anche il mercato. Questo probabilmente sì. Benitez è sempre stato molto garbato nel parlare del Napoli, non credo si siano lasciati male con De Laurentiis, però non lo so, l'idea comunque in generale della riscaldata, cioè di un ritorno sulla panchina di uno che c'è già stato, non lo so quanto mi sconfinfra. Sono anche un po' incuriosito dal vedere qualcosa di nuovo, da imparare qualcosa di nuovo, e quindi una faccia nuova che ci faccia imparare, perché viene Ancelotti, ci esaltiamo, caspita, viene Ancelotti, poi Ancelotti non va benissimo, viene Gattuso, non sappiamo quello che può essere, ma almeno c'è curiosità, almeno c'è un po' di curiosità e impariamo delle cose. Raffaele 29, per esempio, benvenuto Raffaele.
Fatemi sapere sempre se voi già siete abbonati, se sono dei rinnovi o se siete nuovi, e io vi aggiungo al gruppo Telegram dedicato agli abbonati. Allora, mancano 40 like, brava Angela, forza, 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 forza. Allora, quello che trovo positivo in tutta questa situazione è la maturità raggiunta da tutto l'ambiente. Qualche anno fa avremmo reagito in maniera tragica alla notizia dell'addio di Luciano, bravi tutti noi. Cristian, questo è vero, dipende anche da dove te la fai, probabilmente, nel senso che ci sono degli ambienti, ho sentito, gli A16 adesso stanno ritornando in auge, è chiaro. Il tuo algoritmo probabilmente ti fa seguire anche delle situazioni un pochino meno trancianti, ed è giusto così. C'è chi pensa come te che la piazza è maturata, che stiamo facendo meno tragedie, c'è chi anche dice, ed è pure giusto, dice però non ci stiamo godendo il momento, cioè già stiamo parlando di... Però è inevitabile, non è che tu ti puoi godere il momento fino all'anno prossimo. Ci siamo goduti tutto l'anno, per dire la verità. Vedi, arrivano, vi iscrivete al canale Telegram, maledizione. Ci stiamo godendo tutto. Nel momento in cui il campionato è praticamente finito, ci dobbiamo godere le ultime 2 partite, però è inevitabile pensare al futuro, perché il tifoso del Napoli vive per il Napoli e deve sapere di che morte dobbiamo morire o di che vita dobbiamo vivere. Quindi bene. Tiago Motta. È già stato detto, Vincenzo, non è stato detto, cioè è stato detto, ma non è stato detto in questa chat oggi. Tiago Motta, al pari del Monza, campionato importante per Tiago Motta, anche lì crescita, anche lì un allenatore che ha avuto un po' di difficoltà gli anni precedenti, ma adesso mi è sembrato più sul pezzo, con una squadra che è un pochino più forte del Monza, quindi meno rivelazione, però comunque hanno fatto un'ottima stagione, non male, anche lui con delle idee, anche lui che parla più dello spazio più che dei numeri. È un allenatore da tenere sicuramente presente, conosce il campionato italiano, è un profilo anche internazionale. Si parla di Tiago Motta anche su panchine più grosse come quella del Paris Saint-Germain, essendo stato lui parte di quella squadra. Vediamo cosa succede, ce le scriviamo tutte. Raffaele, allora sì, benvenutissimo, veramente benvenutissimo, scrivimi in privato dove sai e come vuoi e ti aggiungo al gruppo degli abbonati. Lady Stardust, Mazzarri, 352 tutti dietro, Kvara e Osi pronti a ripartire in contropiede e miglioreremo anche i dati sul calcio d'angolo. Questa è una, come si dice, è una hot take, è una unpopular opinion. Tornare su Mazzarri, quindi già minestrina, te la dico, il 352 non amatissimo dal sottoscritto, che poi diventò un antesignano del 3-4-2-1, un 3-4-3, insomma, con i due trequartisti. Ricordiamo Hamsik un pochino ibrido, ma con Mazzarri ci siamo tolti degli sfizi sicuramente, però molto piagnone, molte scuse accampate, più di Sarri, più di Gasperini, più di tutti gli altri. Siamo passare da zero alibi, perché Spalletti veramente zero alibi, il campo pioveva e poi è soffiata la tempesta. Secondo me è un peccato. Poi Kvara e Osi, secondo me Kvara la seconda punta la può fare benissimo, non è detto che Kvara può giocare solamente esterno a sinistra. Per me Kvara con la sua qualità può giocare dappertutto, può giocare sotto punta, può giocare a destra, a sinistra, può giocare trequartista, può giocare largo. Kvara le può fare tutte senza dubbio. L'allenatore del River, anche se non conosce bene l'italiano, sarebbe molto stimolante, ma gli daranno tempo? È uscito questo nome, Gagliardo, è un nome Gagliardo, ce lo scriviamo. Non ho visto neanche una partita del River, quindi non ti so assolutamente dire. Sicuramente sarà un profilo importante, perché il River non è che è una squadra così, però non ho proprio idea, non ti so proprio parlare. Ecco, comunque il parlare l'italiano secondo me è un requisito necessario, perché poi vanno in difficoltà un po' tutti, possono andare in difficoltà i giocatori, la rosa. Comunque
sappiamo, il Napoli è una squadra internazionale, si adattino gli stranieri a uno spogliatoio dove il capitano parla italiano, sicuramente parla inglese, va benissimo. Avere un allenatore che parla un po' tutte le lingue è importante, ma che si rivolga poi in italiano all'ambiente, ai giornalisti, con lo stesso presidente, perché poi bisogna capirsi. De Laurentiis non parla inglese, ma non parla un inglese eccelso. Alle volte, e questo vi dovete fidare di me per esperienza personale, tu hai le migliori intenzioni, hai delle ottime intenzioni, ma non riesci ad esprimerle con le parole giuste, con i sinonimi che sono più gradevoli. Sappiamo, nemmeno in italiano si scelgono alle volte i termini gradevoli, però è importante fare la differenza, perché anche il saper dire un no, però senza far arrabbiare l'interlocutore, ti porta poi a rapporti più lunghi. Se hai un allenatore che non parla italiano, la vedo più dura. Andiamo a vedere che ne pensi di Luis Enrique, che ne pensate di Luis Enrique. Non abbiamo scritto Luis Enrique e scriviamo Luis Enrique. Luis Enrique, che mi permetto di ricordarvi, non lo so, sicuramente il resto del mondo ci aveva già pensato e non ha avuto il tempo di scriverlo, però io che parlo tutti i giorni con il nostro Guido Gentile mi fa, c'è un nome che non è uscito e che secondo me è un nome spendibile per tipo di profilo, che è uno che ha vinto e uno che ha fatto esperienza all'estero, ha fatto la sua esperienza in Spagna, ha fatto esperienza di nazionale, quindi allenatore, anche selezionatore, è uno che l'esperienza in Italia l'ha fatta con la Roma, non è stata un'esperienza incredibile, è uno che parla italiano ed è uno che, venendo dalla Roma, sa cosa significa un ambiente difficile. La Roma, c'è un'intervista dove Luis Enrique parla specificatamente dell'ambiente romano e dice certe cose devono cambiare, molto simile a quello che può essere la piazza di Napoli. Luis Enrique secondo me è un profilo molto spendibile anche per stile di gioco 4-3-3, quindi non si andrebbe ad abbandonare quello che tanto ha funzionato e si potrebbe continuare con uno stile comunque di possesso, di attacco. Quindi questo è il nome, secondo me, tra tutti quelli fatti, quello che più profilo internazionale, comunque esperienza, voglia di vincere perché è ancora giovane, affamato, sicuramente un nome, secondo me, tra quelli miei preferiti. Bevo, hai ragione. Hai ragione. Allora, andiamo a leggere tutti i messaggi. Che tristezza, vuol dire che anche lui ha usato Napoli come trampolino. Cosa vuol dire? Non ho motivazione, è un'intera città che ti abbraccia e ti chiede di restare. Cosa si può desiderare di più? Francone, se tu ti riferisci a Spalletti, non è questione... Non credo che sia una questione di motivazioni. Quando poi lui ci parla di stivali, può anche significare che lui si ferma per un anno, cioè che non abbia già la squadra del futuro e quindi ha usato il Napoli come trampolino. Attenzione, quando si arriva a Napoli e da trampolino tu, faccio un esempio il più vicino, Sarri non lo cagava nessuno, diciamocelo, sì, magari nell'ambiente l'Empoli giocava bene, il Napoli punta su Sarri, difende Sarri anche quando all'inizio le cose non vanno benissimo, Sarri arriva a un limite, poi fa il salto, il trampolino, faccio vedere che sono un bravissimo allenatore, faccio il Chelsea, faccio la Juve e poi a scendere, perché poi Chelsea, Juve, Lazio va un po' a scendere, però è stato il trampolino il Napoli e Sarri lo dice, io resterò sempre grato al Napoli e a De Laurentiis perché mi ha dato un'occasione che non mi aveva dato nessuno. Dopodiché ha detto io adesso mi voglio arricchire. Quindi il comunista con Rolex, la gioia collettiva, tutta una serie di cose false che erano invece lo specchietto per l'odore della sua soddisfazione personale. Ecco perché a me non mi è rimasto più simpatico. Però lui sì, lui ha fatto il trampolino per andare. Spalletti no, Spalletti ha vinto a Napoli. Spalletti potrebbe anche decidere di chiudere e resterebbe nella storia per sempre per aver vinto dove quanti hanno fallito. Ha fallito Sarri, ha fallito Ancelotti che è un super vincente, Gattuso, a tornare indietro, Benitez, hanno fallito tutti. Solo Spalletti ci è riuscito in una situazione particolare dove si sa che il Napoli in 1926 anni di storia ha vinto solo quando c'era Diego. Quindi se quelli sono gli scudetti di Maradona
perché se ne parla sempre così. Questo è uno scudetto che ha il sapore di Spalletti, squadra che ha giocato bene, quindi non parlerei per Spalletti di trampolino, di Napoli trampolino che ti porta a. Anche Spalletti è stato fermo un paio d'anni, si è rimesso in gioco, ha studiato, si è aggiornato, e questo gli va dato atto, si è messo lì, tanto lavoro, tanta mentalità, tanto martellamento sulla psicologia dei giocatori, ed è riuscito in qualcosa che non è riuscito a nessuno. Quindi non parlerei di trampolino per Spalletti. Nicola, dobbiamo considerarli tutti, ma tu hai ragione. Nicola, visto che Nicola da queste parti è passata, la serenità, Nicola, le salvezze di Nicola, poi Nicola esonerato, dimissionario, poi ripreso, poi dopo di nuovo esonerato, Nicola. Ci scriviamo tutto. Serse Cosmi, però voi mi dovete fare, siete convinti? Io mi riscrivo tutti, Serse ultimamente lo sto vedendo in qualche trasmissione. Cosmi, un personaggio anche pittoresco, ce lo ricordiamo anche con questa voce un po' così. Dovrei studiarmelo poi il nuovo allenatore, non lo so, fuori dai giochi da un po' di tempo, mi sa più indirizzato verso una carriera di commentatore sportivo. Non lo so quali sono le sue ultime panchine, lo vedo un po' fuori dai giochi. E se venisse Pioli a sorpresa? Pioli on fire, Pioli. Non lo so, a me non mi faceva impazzire prima quando andava Maluccio, non mi ha fatto impazzire tantissimo quando ha vinto e non mi ha fatto impazzire quest'anno quando è andato male e ha perso. Pioli sicuramente ha fatto, è un allenatore di esperienza, sicuramente ha fatto le sue cose, ha vinto, non è tra i miei preferiti, vi dico la verità. Una figura insomma un po', non lo vedo coraggiosissimo, non lo so, un po' pavido, però potrei sbagliarmi, non lo conosco benissimo. Alfa 22, benvenuto sul canale, dici la tua. Allora, ma se prendessimo Conte, ma l'abbiamo scritto Conte? No, pensate un pochino, guardate la lista come aumenta, e non avevamo scritto Conte è un complotto. Non sarebbe motivo per non far rilassare un ambiente sazio della vittoria del titolo? Sicuramente, Mario, quello che Conte ti dà è un gruppo sul pezzo che non può mollare mai. Conte è uno che, da quello che sappiamo, insomma, spompa i gruppi, gli fa dare il massimo, di solito riesce a vincere, almeno nelle sue esperienze, insomma, quella juventina e quella interista ce le ricordiamo vincenti. In Europa non benissimo, quindi se De Laurentiis adesso ha alzato l'asticella e vuole vincere la Champions League, non lo so se poi si può affidare a uno come Conte. Però Conte, vi devo dire una cosa di Conte, antipatico al massimo, mi è molto antipatico, però quando Conte era alla nazionale, quella sua foga, quella sua grinta mi fece tornare una scintilla per la nazionale. Vedevo quella foga, quella garra che vuoi vedere dai tuoi giocatori. Su questo non c'è dubbio. Contemporaneamente, ricordiamoci che Conte è uno che ti parla di ristorante da 100 euro, di ristorante da 20 euro, è uno che gli dai qualsiasi cosa, gli dai top player e si lamenta pubblicamente. Lo ha fatto con la Juventus, lo ha fatto con l'Inter, lo ha fatto col Tottenham, e le cose sono finite male progressivamente. Quindi Conte e De Laurentiis durano 2 settimane. Conte e De Laurentiis durano, e questo senza nemmeno andare poi nello specifico del 3-5-2 o dei moduli, perché non lo so se in Inghilterra lui si sia aggiornato e ha fatto un tipo di calcio diverso. Conte costa tantissimo, ti chiede la luna e non ti garantisce che poi rimane fino alla fine, perché poi si litiga. È difficilissimo, è molto difficile. Ecco, vedi? L'orologio di Mazzarri, le scuse una dietro l'altra. Paolo Sousa, Clelia, scriviamoci anche Paolo Sousa. Che fa Paolo Sousa?
Uno che mi piace come profilo, come stile, ha dato un'impronta alla Salernitana. Sousa viene dopo Nicola, quindi la Salernitana si è fatto bene, se sono contenti è sicuramente un profilo interessante. Esperienza sicuramente, fame voglio pensare di sì. Non è da escludere, non è da escludere come profilo interessante. Medio, mediano. Ovviamente è chiaro, vedi, poi ci sono le notizie. Io sto commentando tutto, sto commentando anche quelli che non ci sono più. Ha rinnovato con la Salernitana. Questo poi bisogna vedere quelli che sono disponibili sulla piazza. Noi ci scriviamo tutti i nomi. Poi io sarà approfondimento mio andare a vedere il modulo preferito, le esperienze passate, se sono disponibili o se te li devi comprare, perché si può fare anche una trattativa e comprarseli dalle società, se hai dei rapporti instaurati, e quindi questo poi va oltre alla preferenza e alla compatibilità che il nuovo allenatore può avere con la piazza. I like, ragazzi, e questa è una live che è importante perché mette le basi. Buonasera Giuseppe. Amonra, io come gioco in modulo a Napoli vedrei bene Nagelsmann. Stiamo scordando a Nagelsmann che attualmente non sta allenando. Nagelsmann che stava facendo il suo buon campionato col Bayern. Lui lascia da primo, credo che fosse ancora primo in classifica o secondo, insomma sono arrivati punto a punto alla fine col Dortmund. È stato fatto fuori, lì il discorso è da ricercare all'interno dello spogliatoio, senatori non si sono capiti, ci sono tante voci che si sono rincorse, non so se lui anche ha dimestichezza con l'italiano, ovviamente non sta allenando, quindi potrebbe essere disponibile, non so quali sono le sue pretese economiche. È un tipo di gioco che si basa tutto sulla reaggressione. La reaggressione sicuramente è una cosa che il Napoli sa fare e che ha già nel suo DNA, l'abbiamo vista fatta molto bene con Spalletti. È un gioco che richiede, che è molto dispendioso, che richiede una grande applicazione da parte dei giocatori. Non lo so come profilo a livello umano, visto che fatto fuori mezza stagione, non lo so chi ha avuto ragione lì, onestamente. Tra Bayern, i giocatori, i senatori e lui non lo so. Pirlo, Salvatore. Pirlo l'abbiamo fatto uscire nel video di 2 video fa, più come scherzo, ma è un altro di quei nomi che il campione del mondo non è andato bene con il campione del mondo Gattuso, va meglio con Pirlo il Napoli perché perde giù, poi si prende la Juventinità e riporta l'entusiasmo. Pirlo riporta l'entusiasmo anche per quanto riguarda Pirlo. Io dico sicuramente uno rispettato dagli ambienti, sicuramente uno che dà del tu a tutto l'ambiente dei giornalisti, molto rispettato. Come esperienza ancora non ci siamo, secondo me si è un po' bruciato avendo fatto l'esperienza con la Juventus ed essendo poi stato fatto fuori anche in maniera, perché poi loro hanno bruciato Sarri subito, hanno bruciato Pirlo subito per riprendersi un Allegri che è andato malissimo. Quindi non lo so, non si può escludere a priori che Pirlo abbia delle potenzialità. Se vai a parlare con gli juventini che sono stanchi di Allegri, dicono ma Pirlo sinceramente lo abbiamo massacrato prima del tempo. Quindi anche per quanto riguarda Pirlo non lo so, però ritorno al discorso della non tantissima esperienza, che invece secondo me è fondamentale, anche per gestire, perché ricordate, qua ci vorrebbe un allenatore, e qua come profilo, un allenatore che sa anche gestire chi ha vinto. Perché questa poi è la grande differenza, perché se il Napoli può fare gli exploit e può fare i colpi di teatro venendo da stagioni dove ti ci arrivi vicino però non hai mai vinto e quindi ricominci sempre con il sogno di vincere, con la prospettiva di... Questo è un Napoli diverso, questo è un'annata diversa dove bisogna gestire uno scudetto addosso. Quindi ci saranno grandi pressioni, ci sai capire come parlare con i giocatori che non li conosciamo, sono giovani, sicuramente hanno fame di vincere ancora, però qualcuno potrebbe dare il 99% invece che il 115%, perché dice, vabbè, oggi non è giornata, tengo lo scudetto addosso, ho vinto, ho già fatto, li abbiamo esaltati come giusto che sia. Avere uno che ti dà quelle motivazioni in più e ti spiega come si continua a vincere.
Mica è facile, ragazzi, è un bel rebus. È un bel rebus. Allora, considerazione. È palese che ADL voglia prioritizzare, dare priorità, insomma, alla Champions. Penso valuterà un allenatore che abbia già molta esperienza in merito, con buoni piazzamenti che non costi uno sproposito. Sicuramente, Luca, questa sarebbe la cosa ideale. Con Conte dura 2 settimane, con Mourinho dura 3 giorni. E scriviamocelo Mourinho. Che fai? Non ti scrivi Mourinho? Mourinho, allenatore il bollito, allenatore tutto a posto, che però in qualche modo quando si tratta di arrivare nelle finali ci arriva e ti dà, ecco, Mourinho sa. Mourinho sicuramente è uno di quelli che Alessio Marigliano, ma è possibile che non eri iscritto, a meno che tu non sia un omonimo dell'Alessio Marigliano che conosco e che mi scrive sempre. Mourinho dura 3 giorni con ADL e sicuramente per un profilo che accende la piazza. Avete visto quanto erano contenti a Roma, no? Di avere Mourinho sulla Vespa, che è un allenatore, un profilo, però è un profilo ingombrante. Ecco perché Tore dice dura 3 giorni, perché è ingombrante, perché poi diventa la Roma di Mourinho, non diventa la Roma dei Fredkin, e quindi diventerebbe il Napoli di Mourinho, e ADL soffre quando poi diventa il Napoli di Mourinho. Di Gagliardo, Marco, ne abbiamo parlato brevemente perché non ho visto partite del River. Galtier, che si dice in rottura dal PSG. Galtier. Li scriviamo tutti, ragazzi. La lista è lunga. Dobbiamo arrivare all'altra riga. Pochettino credo che sia fuori. Se Maggio scritto a Klopp, perché non Maggio scrivere a Pochettino, onestamente. Però credo che Pochettino faccia parte di quegli allenatori che poi prende una barca di soldi e punta, e viene puntato anche dai top club europei. Vediamo, non lo so. Esce il figlio, un altro figlio di Della che farà il mister e il DS insieme nel multiverso. Allora, Arteta Company Arteta ha fatto delle cose bellissime. Dispiace che poi la favola dell'Arsenal si sia arenata, si è andata a sbattere contro un iceberg. L'Arsenal ci deve spiegare Napoli-Verona, così. Però l'Arsenal ha fatto un discorso importante con i tifosi, ha detto dovete avere pazienza. In passato l'ha detto, stiamo ricostruendo dai giovani, quest'anno ci sono arrivati molto vicini. Non lo so se sono poi liberi. Andiamo a vedere. Arteta sicuramente è uno che studia i metodi moderni, è uno che viene anche da quella roba lì e ha dimostrato di saper fare un calcio arioso, un calcio che piace. Andiamo. E se Dries Mertens sotto l'ala protettiva di Benitez è stato selezionatore nazionale. Mertens non ce lo metto, Benitez ce lo siamo già scritti. Mertens non ce lo metto perché secondo me può fare ancora un altro anno in campo, può fare ancora gol. Stanno vicini anche loro alla vittoria del campionato, ci sono un paio di partite, penso che ci sono state delle partite rinviate in Turchia, ho cercato di fare delle ricerche, non ho capito, e quindi devono recuperare delle partite. C'hanno un buon vantaggio, però non è ancora finita. Mertens anche lui secondo me si deve togliere ancora degli sfizi da giocatore. Allora, alcuni nomi fatti sono improponibili, allora segniamo anche Inzaghi, che probabilmente sarà in uscita dall'Inter. No, per quanto riguarda Inzaghi, lui ha dichiarato oggi la conferenza pre-Coppa Italia, pre-finale di Coppa Italia, che è stato confermato dalla società, che lui ha tutte le intenzioni di continuare, che sente la fiducia, l'ha detto anche Marotta. Alla fine, ragazzi, Inzaghi sbaglia tanto in campionato, arrivano a 12 sconfitte, che sono un'enormità. Contemporaneamente ha portato trofei, la Supercoppa, poi comunque è in finale di Champions e non è poco, si deve giocare la finale di Coppa Italia e non è poco, quindi è chiaro che è un profilo che potrebbe sconfinferare, è uno di quelli che sicuramente è giovane ma con esperienza, che ha la fame di fare, però io credo che sia confermatissimo dall'Inter, quindi non me lo Paolo Cannavaro. Allora, Cannavaro ce lo scriviamo, non Cannavaro
Cannavaro F, anche perché Paolo non lo so che sta facendo. Paolo sicuramente sta studiando anche lui da allenatore, ha fatto il suo collaboratore per un periodo, ma parliamo di Fabio. Fabio non ha avuto un'esperienza brillantissima con il Benevento. Anche lui fa parte di quei profili che sono internazionali, che sono rispettatissimi, che sono anche affascinanti. Pallone d'oro, campione del mondo, napoletano, tantissime cose positive, e lo accoglieremo a braccia aperte, però come allenatore proprio sul campo probabilmente anche lui ha bisogno di fare più esperienza, e non lo vorrei la facesse con il Napoli, perché poi quando fai esperienza qualche errore ti scappa e poi sai come lo distruggiamo il napoletano, che quindi è meglio probabilmente evitare. Ce lo scriviamo, ma ce lo scriviamo. Setien, ma sono proprio tantissimi, tutti ragazzi, sono usciti tutti i nomi. Guardiola non lo scrivo, ho scritto Simeone, però mi sono scritto Zidane, perché non dovrei scrivere Simeone? Scriviamoci Simeone, Guardiola, ce li scriviamo tutti, Simeone, Guardiola, tutti, Simeone, calcio opposto di quello propositivo alla Sarri, alla Spalletti, calcio di attesa e ripartenza, un ingaggio che non finisce più, l'allenatore più pagato al mondo. Subito dopo, come allenatore più pagato al mondo, c'è Guardiola che se la gioca con Klopp, quindi siamo lì, e quindi due prospetti assolutamente assurdi. È un po' come quando tu dici viene Messi perché c'è il fascino di venire a Napoli, perché Messi non è mai il numero 10 paragonabile a Maradona se non viene a vincere a Napoli, e quindi è capace che Messi viene, e poi ci svegliamo tutti sudati e ci rendiamo conto che queste aziende non possono venire, devono continuare a fare le cose loro dove ci sono i soldi veri, e non in un'azienda familiare dove dobbiamo vedere di vendere i gelati, onestamente, perché il fatturato è piccolino e Messi fa tutto il fatturato del Napoli probabilmente solo con gli sponsor. Quindi dobbiamo compenetrarci con le cose possibili e immaginabili, e secondo me Guardiola fa parte come brand, come nome, come quello che rappresenta, è paragonabile ai Messi e ai Cristiano Ronaldo. Non è plausibile. Quanti complimenti ci ha fatto Guardiola, ti togli lo sfizio di venire. Ma questo sfizio già Spalletti lo ha tolto a diversi allenatori, perché se poi Guardiola viene e non vince a Napoli, che Spalletti è meglio di Guardiola, si dirà Guardiola è bollito, Guardiola non è buono, Guardiola gli devi dare solo i campioni, perché poi il rischio, dobbiamo ritornare ad Ancelotti, quando prendi questi profili grossi è che vengano a Napoli e non sanno gestire la situazione, gli devi dare solo il campione, altrimenti non c'è gioco. Ricordiamoci tutto, ricordiamoci come affrontiamo, perché siamo tutti allenatori a Napoli ed è normale, a partire dai giornalisti fino ai tifosi, e questa è la situazione quando si spende un nome così, un nome grosso. È tosta, ragazzi, 30 milioni a guardare, si paga con le magliette. Si paga con le magliette. Volano i messaggi. A quanti like stiamo? Mazzone, ho visto una fotografia di Mazzone bellissima, la cosa quando corre. Allora, Gulam dirigente, ragazzi, credo che stia studiando per fare il dirigente sportivo. Ecco, lì è il mio sogno proibito, Gulam. Io, una persona che adoro, una persona che ci difende con passione anche quando non è al libro paga. Adoro Gulam. Soluzione interna Frustalupi è stata già detta, bravo. Frustalupi, che poi anche qui discepolo di Mazzarri, si parla di difesa a 3, credo che abbia adottato anche la difesa a 3. Questa è una cosa che si diceva, la primavera dovrebbe adottare il sistema di gioco della prima squadra per avere i giocatori pronti, le solite cose che si dicono. Non credo che sia andato benissimo Frustalupi con la primavera. Ovviamente nel giudicare le prestazioni di un allenatore, i risultati di un allenatore, dovresti avere sotto mano anche la qualità della rosa. Quando mi sono viste 3-4 partite della primavera a spezzettoni, non posso giudicare il lavoro di Frustalupi, però non credo. Però come idea si fa questo discorso. Per esempio,
un nome che non mi avete ancora fatto e che me lo segno io, il loco Bielsa, per esempio, firmò con la Lazio e poi si dimise praticamente poco prima dell'inizio del campionato, non gli piaceva come gli stavano facendo il mercato, insomma, perché poi è il loco, e si dimise subito e se ne andò. Fece mezza conferenza stampa e se ne andò. Cosa fece la Lazio? Presa alla sprovvista, promosse Inzaghino, che era all'epoca si occupava dei piccolini, e poi Inzaghino fece bene. Bielsa ha firmato con l'Uruguay. Anche questi io me le devo scrivere queste cose, perché poi aumenta a Uruguay, aumentano i dettagli e devo lavorare di meno nella ricerca, ma alla fine devo sempre confrontare le cose, quindi va bene. Allora, sì, è chiaro, ma ragazzi, ma voi per questo siete la mia community, perché siete tutti pronti e sapete tutte le cose più di me e prima di me. Nella malaugurata ipotesi di Gasperini, il Napoli sarebbe adatto al suo 3-4-3. Ricordiamo che il 3-4-3 di Gasperini, 3-4-3, 3-5-2, perché poi si parla sempre dei quinti, anche quando sono 4 a centrocampo si dice i quinti di Gasperini. Quindi gente che va, gente che deve correre, i 3 che poi sono i 2 esterni e una punta possono stare più stretti al centro, quindi si parla di 3-4-2-1 molto spesso. Però Gasperini è uno di quelli che cambia la partita in corsa, cambia il modulo in corsa, cambia anche i giocatori che molto spesso partono centrali e finiscono l'azione in attacco. È un allenatore che secondo me tatticamente è anche interessante, e il modulo mi interessa poco, perché secondo me ora questa storia di il Napoli deve per forza usare il 4-3-3, il DNA è solo per il 4-3-3, il 4-2-3-1, non sono d'accordissimo. Il Napoli lo può cambiare il DNA, quello che non può a livello di modulo e di numeri, perché si può fare. Il problema è il modo in cui sviluppi il gioco con il 3-4-3. Se tu c'hai Gasperini, se tu c'hai Juric, c'hai i giocatori uomo contro uomo che devono fare il fallo sistematico se viene saltato. Il Napoli questo non lo sa fare. Allora tu devi ricostruire tutta una mentalità che non riguarda più che altro il modulo e i numeri, ma il modo in cui tu approcci il pallone, il modo in cui approcci la gara e come approcci gli avversari. Il Napoli ha questo difetto e se l'è portato avanti e siamo stati talmente bravi e talmente spettacolari ad avere sempre noi il pallone che questo difetto ci ha fatto male poche volte. Il Napoli non fa fallo, il Napoli è sempre corretto, il Napoli insegue l'avversario, se non riesce a prenderlo l'avversario va e speriamo che Kim ci mette una pezza. Quindi arrivare poi a un allenatore così, che invece è tutto l'opposto, che devi fare subito il fallo, devi alzare da terra e poi si pensa, diventa più complicato che cambiare un modulo, secondo me. Mancini, e che scusami Mancini esce perché Mancini, poi a me magari nessuno mi guarda, però io mi voglio atteggiare, dato che avevo fatto un po' un reel sul mio Instagram Azzurro Fluido dove ho detto Spalletti potrebbe anche star pensando, quando lui dice non ho una squadra, non ho rifiutato nessuna squadra, non ho rifiutato nessun rinnovo, nessun aumento, non ho una penale, però ho già deciso e ci fa capire che ha deciso. Potrebbe Spalletti pensare io me ne sto fermo da campione d'Italia e ad un certo punto se dovesse ancora scricchiolare la panchina di Mancini per la nazionale possono pensare a lui, è immediato pensare a Spalletti. Se Spalletti sta a spasso e Spalletti è l'allenatore che ha fatto vincere il Napoli in Italia facendolo giocare così bene, la nazionale se non ci pensa è una follia non pensarci. Quindi potrebbe essere nel tour dell'anima di un allenatore che ha allenato a Roma, ha allenato all'Inter, ha allenato allo Zenit, ha allenato il Napoli, ha fatto le sue esperienze all'Udinese, è andato sempre benino, è andato benissimo allo Zenit, è andato benissimo con il Napoli. Lo sfizio, se non hai una squadra internazionale, Spalletti ha sempre fatto i complimenti a come si vive il calcio in Premier League. Se non hai una squadra che ti riempie di soldi come un Paris Saint-Germain, come un Real Madrid, come un Bayern di Monaco, uno sfizio secondo me supremo potrebbe essere quello di allenare la tua nazionale.
allenare la nazionale è qualcosa di... Anche se ovviamente diventi selezionatore, è più difficile allenare... No, la partita. È più difficile allenarli i giocatori, però secondo me è uno sfizio che uno se lo può voler togliere alla sua età. E quindi quando io dico Spalletti potrebbe andare alla nazionale, ovviamente significa che Mancini dovrebbe lasciarla la nazionale, perché non si può fare una poltrona per due, e quindi esce Mancini a Napoli. Mancini a Napoli non mi entusiasma. 4-3-3, gioco propositivo, gioco simil Sarri, sì, però ho visto anche partite eccessivamente prevedibili, se non stai a 1000, insomma, sempre lo stesso, e non lo so. Adesso si dovrebbe riabituare al lavoro quotidiano e non a quello dei selezionatori. Non è il mio preferito. Anche Mancini ogni tanto qualche scusa di troppo. È stato fatto il nome di Schmidt? No, non è stato fatto. Vuoi che me lo segno? Non lo conosco, non posso conoscere. Zanetti dell'Empoli. Giustamente, perché Zanetti dell'Empoli se batte 4-1 la Juventus e poi con l'Empoli, il Napoli c'ha il rapporto perché Sarri, perché Zielinski, perché Mario Rui, perché Di Lorenzo, eccetera, è chiaro che si deve fare il nome di Zanetti dell'Empoli. L'Empoli lavora bene di società, l'Empoli sa scovare dei talentini, sono tutti praticamente dei giovani interessanti che messi in un contesto giusto. Abbiamo visto Parisi, l'avete visto pure i vari Baldanzi, pure Luperto sta giocando bene mo con l'Empoli. Sicuramente anche Zanetti è un profilo che può crescere, però torniamo al discorso alcuni profili potrebbero essere tra virgolette da piccola piazza, devi vedere poi chi riesce a fare il salto di qualità e sposare, perché non tutti gli allenatori poi riescono da grandi prospetti, da grandi promesse, riescono a fare il salto e imporsi in una grande piazza dove le pressioni... L'Empoli, salvezza tranquilla, sei un eroe. A Napoli devi vincere, adesso, cioè non basta più. De Laurentiis vuole vincere la Champions, quindi dobbiamo vedere bene. No, Angelo, è uno starnuto che non mi è uscito, niente di che. Igor Tudor è lo stesso nome di cui si sta parlando. Igor Tudor si sta parlando molto per la Juve, perché è un profilo Juve, un profilo che la Juve conosce, che conosce l'ambiente, quindi non lo so. Ricapitoliamo, Anello: Gasperini, Conte, Luis Enrique, Benitez, Palladino, De Zerbi, Italiano, Mourinho, si manca solo Papa Francesco e San Gennaro, poi abbiamo finito. E te ne sei scordati tanti, amico. Guarda quanto stanno aumentando. Dionisi, profilo interessante anche lui, adoro Dionisi, vale il discorso insomma dell'esperienza qua, però sono giocatori che fanno giocare bene le sue squadre. Massimo sta con Guido Gentile per Luis Enrique. Smith del Benfica, Pochettino anche l'abbiamo scritto, caro Francesco. Flick, è questo qua, Xabi Alonso. Sta diventando la lista di Salvini. Veramente poi la cosa sfiziosa è che, a parte quei 2 o 3 nomi che io ritengo impossibili, perché 30 milioni Guardiola, 40 milioni Simeone, eccetera, siamo di fronte a una cosa situazione dove il Napoli con gli allenatori ha dimostrato negli anni di voler puntare forte, perché via Sarri arriva Ancelotti, quando va via Gattuso arriva Spalletti, comunque nomi importanti. Quindi il Napoli potrebbe fare uno sforzo anche importante per quanto riguarda l'allenatore, però un allenatore che sposi l'idea di mantenere gli ingaggi bassi, quindi è importante, quindi per esempio già escludi Conte, perché non si legano le due cose. Quindi il Napoli può decidere di che io ti pago anche abbastanza, diventi tu la mia stella, però devi lavorare con quelli che hai a disposizione e adattarti se poi arrivano delle offerte irrinunciabili, per esempio per Osimhen, per esempio per Kim, perché noi non tratteniamo nessuno, nella nostra logica societaria c'è questo. È chiaro.
è chiaro. Però ci troviamo di fronte a quindi un Napoli che può anche puntare su dei profili veramente forti e internazionali. Ci aggiungiamo che c'è la differenza quest'anno, è che il Napoli è da vincitore che sta cambiando la guida tecnica. Quindi da vincitore tu ti devi porre una serie di altri quesiti e potresti anche farla la follia. Potresti anche dire io cioè, sto consegnando una squadra vincente a qualcuno che mi deve garantire una continuità di vittoria. Quindi questa è la grande novità. Ecco perché è difficile escludere a priori dei nomi ed è difficile dirvi questo va bene e questo non va bene, perché dobbiamo sempre aspettarli al varco e vederli poi nello specifico. Vedi, nessuno mi ha fatto il nome di Giampaolo. Giampaolo era considerato il maestrissimo, era proprio quello che fa calcio, che dà l'impronta alle sue squadre. Giampaolo purtroppo è andato malissimo quando poi ha fatto il salto nelle squadre importanti e si è perso poi per la strada. Vedete? Poi ci sono invece allenatori insospettabili con poca esperienza che prendi e vanno bene. Vedi come è andato bene Sarri per esempio con noi. Quindi veramente mi è difficile ad oggi togliervi dei dubbi e dire questo qua, a meno che non veramente si fa il ragionamento su ognuno di loro, e per i motivi che vi sto dicendo qualcuno mi sembra più plausibile dell'altro, ma non vi so dire con Seisao per esempio, perché l'anno scorso con Seisao era fatta al 100%, incominciamo a imparare con Seisao e non è stato, quindi non vi so dire. Pellegrino Materazzo, allenatore dell'Hoffenheim e grande rivelazione della Bundesliga. Madonna mia, immagina per pure l'Hoffenheim, no? Materazzo. Xavi, penso che ce li scriviamo perché ce li scriviamo tutti, ma Xavi ha stravinto la Liga, non bene poi nelle coppe, però ha stravinto la Liga e sta proprio nella sua nell'ambiente suo, e può essere anche un matrimonio lunghissimo che si va avanti così. Vale Conte garantisce, ha lasciato il dopo averlo rialzato il Tottenham, dopo averlo rialzato dalle ceneri, riprenderlo è come gridare che vogliamo lo scudetto bis. Ha avviato il ciclo della Juve e dell'Inter, e oggi dell'Inter di oggi che sta in finale. Francesco, io capisco, spero che tu però è capace che mo voi vi collegate alla spicciolata e non sentite quello che già ho detto di Conte, perché Conte sta nella prima casella, vedete? Nella prima cosa. Ho già spiegato che Conte sì, tutto quello che vuoi tu, ha rialzato dalle ceneri, va benissimo, però non è un profilo compatibile con De Laurentiis, perché Conte vuole delle garanzie, Conte ti lascia e se ne va se tu non gli fai il mercato che vuole lui. Conte vuole giocatori subito pronti, non vuole far crescere i giovani e vedere come va, quindi tutto quello che vuoi tu. Sicuramente un profilo che ti garantisce quella garra e quel pezzo si vince, ti spompa i giocatori e poi se ne va, che poi questo fa Conte. Però non lo vedo un profilo compatibile con quelle che poi sono le idee di ADL. Questo è il problema. Da un'ora sto mandando questo messaggio. Roger Smith, allenatore del Benfica, l'abbiamo detto, con una media di 2.5 a partita. Ricordiamo che Palladino è napoletano. E certo che lo ricordiamo, il Palladino è napoletano. È un profilo che piace al di là della data di non della data di nascita, del luogo di nascita. Sicuramente Smith, Benfica, ha fatto un grandissimo campionato, lo abbiamo seguito da lontano perché il Benfica stava facendo un percorso simile Napoli, esce insomma anche loro dalle semifinali, però hanno fatto una bellissima stagione, 2.5 a partita, mica male. Noi l'abbiamo vista questa cosa, non lo so se ce l'ho ancora, penso che l'ho cancellata, che questa era interessante. Forse la riesco a recuperare. Aspetta, perché chi non avesse visto il video di stamattina, ecco, carino. La media, questo non comprende il Portogallo però, perché si parla sempre dei 5 campionati più importanti europei.
Ma guardate che sfizio che si può togliere il Napoli. Ecco perché io voglio che si continui e so che Spalletti queste cose le guarda, ci tiene. Il Manchester City sono alieni assoluti 2.4, perché poi è ancora meglio rispetto al Benfica che tu mi dici 2.5, perché poi Manchester City, oltre a recuperare e non aver mai mollato in Premier, va in finale di Champions, quindi per questo sono completamente alieni. Mentre 2.43 Barcellona, che però dalle coppe è uscita molto presto, è anche male, è anche maluccio. Poi c'è il Napoli, che ha un punto in più del Barcellona al momento, però ha una partita in più. Quindi la media di 2,39 è una cosa bellissima, sinceramente, è una cosa che veramente ci dà lustro, perché è vero come è vero che la Champions, la finale, eccetera, eccetera, però la Champions c'è una componente di fortuna, c'è la componente blasone, il famoso DNA che esiste, ragazzi, esiste, dobbiamo metterci l'anima in pace, esiste. Questa è la classifica poi della continuità della stagione, fare così bene sul lungo di una stagione di tutto il campionato è qualcosa di veramente che ci inorgoglisce ed è il lavoro vero, è il lavoro vero. Vedi, il Paris Saint-Germain, io credo che il Napoli sia la squadra che come ingaggi sia la più piccola di questo gruppo di squadre, perché Manchester, il Barcellona, il PSG, l'Arsenal probabilmente è una squadra che parte dai giovani, il Lens che insegue il PSG, ma non credo. Bambini, fate un po' di silenzio là fuori. Insomma, forza Napoli sempre. È un peccato distruggere il giocattolo che sta andando così bene. Più punti di Atletico Madrid, di Real Madrid, di Bayern di Monaco, di Russia Dortmund. Nagelsmann è uscito, sì, è uscito. Emery, giusto, è giusto. Che fai, non ti scrivi Emery? E che fai, non ti scrivi Emery? Allora, però pure i Juventus le cose si compensano. Ti riferisci ovviamente, Giuseppe, a Palladino, immagino. Sì. Tra poco il Barca in campo. Viene Cassano e li eviterei. Garcia pure è uscito da poco, perché tu dici se fai il nome di Luis Enrique, ma perché non fai il nome di Rudy Garcia? Rudy Garcia. Tre allenatori svincolati: Alvini, Potter, Rogers. Maronna, quanti ne sono. Non vorrei stare nei panni di ADR, anche perché, ragazzi, chi sceglie l'allenatore? Il presidente. Ma lo deve scegliere l'allenatore in accordo con il direttore sportivo o no? Perché l'accordo, l'avete sentito Spalletti, no? Che quando parla e quando deve ringraziare mette subito prima Giuntoli, dice il lavoro di Giuntoli e siamo in accordo con Giuntoli, e quando poi io perdo Koulibaly ma so e mi fido di Giuntoli. E questo è il passaggio che secondo me adesso dobbiamo affrontare anche con Guido, perché sì, De Laurentiis può avere le sue idee, fa le sue considerazioni con gli allenatori, fa i suoi colloqui e deve capire l'uomo al di là prima ancora dei moduli, ed è giustissimo, e molto spesso ha delle intuizioni anche giuste sugli allenatori. Diventano poi sempre i suoi allenatori preferiti, salvo poi non esserlo alla fine, però non sapesse risolvere prima la situazione di Giuntoli, prima dell'allenatore. Quindi io al momento, quelli che ci danno delle notizie, c'è fatta, non credo che si possa dire così, a meno che questa situazione di Spalletti era già conosciuta. Io credo che la situazione di Giuntoli, De Laurentiis l'avesse già bella chiara in mente. Ecco perché secondo me fa lo sforzo economico finale in questa finestra di mercato, dice vai Giuntoli, ti do molto più budget, carta bianca, abbiamo venduto, rispendiamoli subito. Perché con la paura che potesse andarsene. Era pronto ADL già a rinunciare a Spalletti, o secondo voi si faceva forte di quella clausola senza pensare che poi Spalletti potesse decidere proprio di dimettersi, perché Spalletti è uno di quelli che non si è mai dimesso e al massimo resta a casa pagato? Questa poi è secondo me la domanda chiave. Questa è la domanda chiave. Stankovic mi piace come profilo, lo sai?
Stankovic, ovviamente questa esperienza della Sampdoria è un po' deprimente, ma che ci poteva fare lui? È andato in una situazione veramente assurda. Però lo vedo uno tosto, profilo internazionale, conosce l'Italia. Sai che è spendibile questo nome. C'è anche Polli. Ragazzi, è arrivata Polli, vi siete fatti trovare impreparati con i like, perché molto spesso uno arriva e dice non c'è sta Polli. I polli, i like polli, forza. Spalletti già a gennaio ha deciso di andare via e io sono anche d'accordo con te, Sami. Non sono cose, lui ce l'ha detto chiaramente, non sono poi decisioni che tu prendi da un momento all'altro, frutte di un episodio oppure di una situazione singola, sono una cosa a cui ci pensi bene. Contemporaneamente mi fa piacere che, pur avendo pensato questo, e ne sono convinto che ci avesse pensato già da tempo, fatto le sue riflessioni, non ha mai staccato la testa dal manubrio e ha sempre spinto alla grande, portando la squadra allo scudetto con grande anticipo, proprio perché Spalletti sapeva i polli che sa da vincere subito, perché sennò se poi stacchi la spina un attimo è capace che non la riattacchi più. Guarda l'Arsenal, quello che è successo. Quindi sono proprio contento che, nonostante queste idee che credo lui avesse già maturato, poi non ha smesso di lavorare e ha portato avanti la situazione. I like. Cortesera l'abbiamo detto. Forza Napoli, perché non puntare sulle righe con Rafa Benitez e Reina come parte tecnica? È uscita sta cosa. Io qua ho risposto già prima. Serrighe benissimo, Rafa Benitez che faccia la parte mi dovete spiegare perché noi facciamo a tavolino questa cosa, questo contratto, questo pacchetto. Perché Reina è stata vista a Posillipo, Reina sta cercando casa. Non vi devo ricordare quante volte Icardi ha preso casa a Posillipo e tutti gli altri che sono stati avvistati, e io sono il tecnico delle luci e ho fatto il contratto del gas a questo e a quell'altro, tutto a posto, state tranquilli. Queste sono butad, queste sono le butad, che poi quando finiscono di parlare i procuratori parlano i barbieri, parlano i salumieri. Ci ho fatto panino senza mollica a Cagliacon e viene lui come allenatore in secondo. Non lo so, chiediamo a un amico che vedo in grigio, speriamo che si sente, perché in questo momento non lo vedo, ma magari si sente? Guido. No, non si vede, si deve ricollegare. Guido, prova a ricollegarti perché non riesco a vedere il video. Cavani ancora, esatto, hai capito? Là siamo alle solite, con Reina che, quindi io questa storia di Benitez non lo so. Device not connected, vediamo se si connette. Sì. Guido Gentile. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Col tuo permesso vorrei salutare tutte le persone che lavorano nel reparto radiologia di qualunque ospedale. Bene. Sai che ho sbagliato tutto nella vita, dovevo fare l'agente immobiliare ma a Napoli. Lo stesso che aveva venduto la casa di Cardi, adesso Reina. Vai. Uno degli ultimi video che hai fatto, quello in macchina credo, devo dire che non mi è piaciuto. Ora, prima che le amiche belline, gli amici bellini sobbalzino dalla sedia, dico, ma si permette questo di entrare, insomma, criticare, si sta prendendo troppa confidenza, lasciatemi qualche minuto almeno per fare il ragionamento. Ci sono due le ragioni per cui non mi è piaciuto. Innanzitutto, non bisogna mai dimenticare di nobilitare la qualità del gruppo. Ultimamente mi sto scambiando dei commenti, ma non di calcio, si parla di arte, di macchine d'epoca, di design, cioè il livello culturale di molte persone che frequentano la tua community alto. Per questo non hai 100.000, 1,5 milioni di iscritti, cioè non puoi avere tutte e due le cose, d'altronde non starei io qui.
Ma non è neanche questa, diciamo, la ragione, nel senso, anche se ovviamente bisogna mai perdere di vista quello che si sta facendo, è che se è doveroso, io non dico manco che tu ormai agisca come ci siamo detti in privato, perché io non ho mai usato frasi fatte, quindi non dire mai mettiti nei panni, no, ciascuno di noi, per esempio, al suo punto di rottura, e sai che avrai il mio supporto, soprattutto, diciamo, di consulenza di fratello che è più importante di me, no? Però, diciamo, quei commenti hanno 3 problematiche, sono di persone che sono sostanzialmente degli imbecilli, dei razzisti e degli ignoranti. Ma manco questo è il problema, Valerio. Il problema, che io che cerco di trovare sempre il lato comico a qualunque cosa, perché Black Edwards è stato un grande maestro, e il lato comico ci potrei trovarlo anche in quegli insulti, perché per esempio avremmo potuto contattare Julio Velasco, che è un grande maestro di vita, non so, di pallavolo, ha fatto anche il calcio, ma temo che non li avrebbe assunti neanche nella pallavolo, perché quello è doppio fallo, quel bugger, quindi insomma non sarebbe no, la vera problematica, Valerio, è che quegli insulti sono sostanzialmente inutili. Cioè io ho cercato di girarli in tutte le posizioni possibili, ma non ci trovo nulla di utile, non possiamo utilizzarli in modo costruttivo e quindi diventa una perdita di tempo. Voce del verbo che privatamente è giusto, se ci saranno anche i termini legali per difendere la tua onorabilità e non solo, però non dedicargli troppo tempo, perché purtroppo è proprio tempo perso. Nel mentre tu eri insultato, e quindi ecco il ragionamento è più complesso di quello, altre persone, a cui un amico Bellino, che non nomino per discrezione, poi non so se lui vorrà essere nominato, no? E mi ha mandato un commento, ma vedi come mi insultano, come ci insultano. Tra l'altro io vi ringrazio, mi stimate oltremodo, secondo me, io sono un povero imbecille. E anche lui ha detto, gli dedichi troppo tempo, anzi sei stato anche fin troppo educato, e come te, cioè ci sarebbe un po' da ridere, perché vi accusano di essere ignoranti, non parlare italiano. Io a mettere il messaggio ho smesso, perché c'erano talmente tanti orrori di ortografia. Però c'era una cosa interessante, adesso sta andando molto di moda il fatto che noi abbiamo vinto meno scudetti della Provercelli. Sì. Allora, mi faccio una confessione. Tempo fa io scrissi un articolo. Sapete che io lancio sempre proposte, voi siete stati testimoni di alcune proposte, come quella di fare un prezzo diverso tra l'anello superiore e l'anello inferiore, insomma, non le cito tutte perché sennò perderemo tempo. Ed era la proposta di una riforma molto più sensata, organica dei campionati, e visto che si faceva questa riforma, forse sarebbe anche il caso di riformare in maniera armonica i titoli sportivi. Perché facciamo un esempio della Juve, visto che loro ci hanno insultato in questo. Tu tifoso juventino, lo scudetto che ha vinto Pirlo è paragonabile come peso specifico allo scudetto del 1905, quando le squadre partecipanti erano 6, e tu tifoso tipo del Genova, il primo scudetto della Serie A, chiamiamolo così, del 1998, le squadre partecipanti erano 4 e lo scudetto vincitore della Provercelli del 1908, le squadre erano 4, tra l'altro con anche una scissione dei litigi. La Juve prima fece finta di scendere, poi invece partecipò alla finale, perse, e poi dice no, ma noi usciamo da questo campionato. Lo scudetto del 1903, le squadre erano 6, ma chi vinceva l'anno prima andava direttamente in finale, quindi c'era il turno eliminatorio, semifinale, e chi vinceva poi si andava a scontrare come la finalista. Quindi storicamente noi possiamo parlare di campionato italiano quando inizia il girone unico nel 29-30, perché prima le squadre del sud non potevano partecipare, ci fu fatto una legge, un decreto del re per ammettere le squadre, poi c'erano dei gironi sud, nord, eccetera. Cioè, in realtà non era manco uno scudetto federale, perché era di 2 città, Genova e Torino, poi si aggiunse Milano, non c'era manco Verona. E quindi questo ovviamente mi fu detto, ma non scocciare con queste 2 cose, perché vai a toccare là, poi dovremmo rimettere in discussione. Ho detto no, io non metto in discussione il titolo sportivo, ma una omogeneità del titolo sportivo, perché non è corretto parlare di campionato italiano
ma di torneo dedicato a 4 squadre. E qui concludo, caro Valerio, vi do una bella notizia. Non solo il Napoli non ha vinto gli scudetti alla Provercelli, ha vinto meno scudetti della Provercelli, ma Napoli ha vinto 3 scudetti e la Provercelli dei campionati neanche federali, e forse potremmo incominciare a togliere i 2 scudetti al Milan, 2 alla Juve, 2 all'Inter e purtroppo i 9 al Genova. Ovviamente questa riforma non si farà mai, come questo articolo non è uscito mai, perché figurati se qualche giorno fa Gravina ha detto che non bisogna infangare il nome della Juve. E concludo dicendo: la vita è fatta di continui dubbi amletici, no? Se andare a mare, in montagna, se è meglio il gelato, il sorbetto, Beatles e Rolling Stone, se è più grave essere un imbecille, un ignorante, un razzista o un volgare. Ecco, nel tuo caso, fortunatamente, queste persone ci hanno anche tolto il disturbo del dubbio amletico, perché hanno unito a loro tutte queste grandi qualità. Clic, clic. Clic, 7 minuti e 8. Mica male, grazie Guido. Nel frattempo la chat, io sono arrivato a fare una lista, altro che Salvini. Questi sono solo alcuni dei nomi che sono usciti. Ma nella ironia è vero questo fatto che ti ho detto, e sarebbe un fatto serio di incominciare a perché che senso ha giudicare quello uno scudetto del campionato italiano quando partecipavano solo squadre di 2 città? No, e questo è l'esempio di dire che è un'offesa, gli si può ritorcere conto. Perché nella vita è meglio studiare piuttosto che essere degli ignorantori. Questa è la morale. Però forse non avete detto un nome: Eddie Howe, l'allenatore del Newcastle. Ah, vedi? Ce lo scriviamo. Eddie. Fabio Versati dice Guido out prima di tutto. Ah sì, fate presto. Si faccia presto. 2 nomi freschi, Tuchel e Vanoli. Siamo veramente, io ho cercato di introdurre, Guido, il discorso serio questa volta, al di là della lista di Salvini che mi facevi tu qualche giorno fa. Più che la lista degli allenatori, dobbiamo chiederci, tu lo spiegherai bene adesso, se De Laurentiis è stato effettivamente preso alla sprovvista dalla decisione di Spalletti e o di Giuntoli, e quindi se deve deciderlo adesso o se era già pronto e quindi aveva già fatto i suoi contatti, come abbiamo saputo che in passato nella situazione Gattuso lui aveva già contattato Spalletti ed gli aveva quasi strappato l'assenso di venire anche in corso d'opera. 2 cose, e mi cronometro, le mie risposte non devono andare mai oltre un certo minutaggio. La mia amabile compagna dice che io sono un uomo che si annoia facilmente, ed è vero, e perciò devo sempre rilanciare le sfide. Questo argomento, non mi riferisco a te, no? Mi annoia moltissimo, anche perché io, che il fatto che Spalletti sarebbe andato via, l'ho detto alla fine del campionato scorso. Quindi sto un campionato, come sempre io dico, io sto un campionato avanti agli altri, permettete. E di Giuntoli, che sarebbe potuto andare, non do la certezza, quando c'era Gattuso la panchina del Napoli. Quindi 3 stagioni in anticipo. Quindi potete immaginare quanto io sia esaltato da questa noia incredibile. Però siccome la domanda, e me la rivolgi in maniera un po' più raffinata, è Valerio e ai responsabili di una comune di altissimo livello, io non tanto forzo la mia personalità, cerco di fare un ragionamento un po' più approfondito, probabilmente sbagliato, ma è solo un ragionamento, quindi nessuna pretesa di assolutezza, e detto sarà così. Io credo che il sentore che Giuntoli potesse andare via, De Laurentiis lo percepiva, anche perché io ho avuto la certezza che Giuntoli sarebbe andato via la Juve quando ci fu quella famosa conferenza stampa dove c'era lui, Chiavelli e il figlio. E sfido chiunque nell'universo a dire Giuntoli in quel modo debolissimo alla Juve, cioè che comunque è la società più potente nonostante tutto. Sul fatto dell'allenatore, i presidenti, tutti nel corso della stagione, anche quando le cose vanno bene, si sentono, valutano cose, progettano, quindi tu a 0-0 non stai mai. Però io penso che in questo caso De Laurentiis, si sbaglierò, un po' come successe per Mazzarri, e io spero che ci sia una rivoluzione
che ci dia superiorità come all'epoca, quella fu copernicana. All'epoca era troppo preso dalla sua presunzione che il suo fascino, la sua posizione di potere, il suo carisma, la situazione avrebbe sicuramente sedotto, diciamo, Mazzarri, che in realtà poi lo dichiarò Totò Aronica in un'intervista bellissima, e anche Cannavaro aveva già firmato con l'Inter a gennaio. Infatti aveva detto a Totò Aronica: guarda che io me ne vado, trovati un'altra squadra perché loro cambieranno e probabilmente non ci sarà più difesa a 3. E infatti Aronica poi passò chiusa questa. Però fu preso un po' alla sprovvista. Io dico che totalmente alla sprovvista no, ma partiva da una posizione di forza dove sicuro, detto che comunque insomma io esercito un certo carisma, peso, charme, eccetera. Quindi la situazione peggio ancora, ambigua, perché se fosse tutto da un lato, tutto dall'altro, tu agiresti. Il problema è questo doppio cambio, Valerio, perché adesso chi lo sta scegliendo? Si dice sempre De Laurentiis, e no, perché poi il peso del direttore sportivo, che a Napoli sono sempre stati trattati come deficienti, piccola soddisfazione. C'è stata una bellissima intervista a Bigon fatta dagli ottimi ragazzi di Calcio Napoli 24, mi sembra che si chiama così, se sbaglio cazzeami, e io vi feci l'esempio di Jorginho. Ho detto, però Jorginho quando è venuto a Napoli aveva pochissimi mesi e partite di Serie A, e sempre dare la croce Benitez, Scala, vedete come ma gli vogliamo dare del tempo. Insigne non poteva saltare un minuto del manco di recupero là. Bigon, quando hanno fatto bellissime interviste, poi lui un signore, raramente rilascia interviste, è stato anche tanto, lui ha detto a un certo punto sono stato troppo, gli hanno chiesto il suo acquisto migliore, ha detto no, sono troppi nomi, farei un torto a qualcuno, e poi abbiamo portato Cavani, abbiamo portato questo, ha detto no, non voglio dire. Poi ho detto vabbè, se proprio devo dire il mio acquisto, quello che mi ha dato più soddisfazione è stato Jorginho, perché abbiamo preso un ragazzo che era veramente acerbo, Benitez non era convinto, abbiamo fatto un gran lavoro, è stato fondamentale l'apporto di Pecchia e Benitez ascoltava tutti, quindi questo famoso chiattone che mangiare mozzarella è presuntuoso, e invece si consultava con il peso specifico di un ragazzo giovanissimo che tra l'altro adesso fa parte del gruppo Manchester City eccetera. Bigon, che carriera, avevamo dato per bollito. Per dire, ritornando alla tua domanda, che le cose sono sempre più complesse in un organismo come una società di calcio, ma quella del Napoli è particolare. Tanto è vero che quando io feci quell'articolo, che poi non uscì, poi quindi i numeri furono presi da un noto commentatore, poi lo feci uscire dopo, per attaccare Giuntoli, l'articolo e tutti quei numeri non furono scelti e fatti per attaccare Giuntoli, ma per mostrare una delle debolezze che noi avevamo avuto saltuariamente nel corso della nostra gestione, cioè la cattiva armonizzazione delle tre figure, direttore sportivo, allenatore e presidente, dove a volte una di queste tre veniva offuscata con Chiavelli che prendeva maggiore peso specifico. Quindi la tua domanda oggi è più complessa. Ha detto quali sono le posizioni in campo di potere in questo momento, quanto conta Chiavelli, visto che in questi 2 anni Giuntoli aveva preso maggiore potere e carisma. L'operazione di Osimhen, una sorta di oil, no? È stata fortemente voluta da Giuntoli, non da Chiavelli, che era contrario, diceva De Laurentiis no. Quindi la situazione è molto delicata, ve la stanno dipingendo in un altro modo, tra l'altro forse ho sbagliato, io non dovrei fare l'agente immobiliare, dovrei fare il commentatore del mercato, perché devi trovarmi un lavoro nel mondo dove tu puoi sparare cretinati ogni giorno sbagliando, il giorno dopo sei chiamato ancora di più nelle trasmissioni, provamelo. Sì, no, che poi tutto è possibile, ci chiudono con tutto è possibile e quindi poi sono cambiati. No, ora sono serio, trovami un lavoro dal benzinaio, che non lo sto sminuendo, cioè al professore universitario, all'architetto, al netturbino, dove tu fai 50 euro al giorno e il giorno dopo, no, ti chiamiamo in 3 posti, ne fai 200, dici no, ma tanto sai perché, siccome oggi lì non avevano fatto bene, è bellissimo, cioè abbiamo sbagliato tutto nella vita. Quindi la situazione è delicata, perché in questo momento il Napoli ha perso il suo vantaggio competitivo temporale sugli altri, perché non è che casca il mondo a ripartire, aprire un ciclo, perfezionare un ciclo, ma chiaramente se tu prima avevi un vantaggio di un anno rispetto agli altri, adesso ti metti in coda, perché questo vantaggio ce l'ha l'Inter.
Chiaro. Roberto, che ringrazio per il supporto. Domanda per Guido: quanto è pericoloso raggiungere una semifinale / finale di Champions non programmata? Vedi Tottenham nel 2019, Villarreal nel 22, Milanesi nel 23. Villarreal però era vincitrice di Coppa UEFA, tanto non programmata, si è fatta 2 semifinali di Coppa UEFA, una l'ha vinta e quest'anno comunque gravita in posizione tra le prime 7, ha anche ammodernato lo stadio in maniera, la ceramica, no? Detto, poi ci sono investimenti che noi non consideriamo in un campionato dove ci sono 2 corazzate e mezza, no? Real Madrid, Barcellona e Atletico, quindi vederla tanto in fallimento non lo vedo. Il Tottenham pure, che ha fatto un investimento importante e appena aveva inaugurato lo stadio, tra l'altro inaugurato con ritardo per problemi, anche per incidenti, si è beccato 2 anni di pandemia e quindi i primi 2 anni per ammortizzare un po' di quell'investimento di 1 miliardo mi sembra di sterline è andato male, perché loro hanno perso quindi il problema è che il Tottenham ha preso l'allenatore sbagliato, cioè tu puoi prendere Conte solo quando hai la squadra più forte rispetto a tutte le altre che sono molto più deboli e non deve fare le coppe, perché io non credo, te lo do come nome, che se De Laurentiis dice io voglio vincere la Champions League, prende Conte esce dalla Champions League con la Juve, un anno esce, un anno si fa eliminare dal Bayern, con l'Inter un anno esce, un anno si fa eliminare, si fa l'Europa League, col Chelsea uguale, quest'anno è stato eliminato da un modesto Milan, non mi sembra una grande carriera europea, ce lo dicono, no? Cioè, se tu vuoi vincere la Champions con Conte, tu vinci con Conte quando hai l'anno che hai la squadra più forte e lui dal precampionato comincia a piangere che non gli compri il giocatore che gli ha preso il giocatore e si scaglia contro società, gli altri sono nettamente più deboli e vince. L'anno dopo sono spremute e rescissione, come si chiama. Quindi se noi siamo nettamente più forti e prendi Conte, hai vinto lo scudetto, quello è sicuro. Però poi devi cacciare, ma la Champions no, cioè non la vinci, cioè ti fai buttare fuori. Quindi quelli che dicono prendiamo Conte perché è un profilo, scusate, quante semifinali di Champions ha Conte? Con l'Inter ha fatto un'eliminazione, proprio è stato eliminato proprio anche dall'Europa League, e un'eliminazione è andata in Europa League e poi ha perso la finale. Con la Juve è stato eliminato e ha fatto l'Europa League, stesso discorso con gli altri, cioè, detto, però la gente si dimentica dei risultati. Queste sono società, una è molto più grossa, è Villarreal, una è molto più grossa, il Tottenham, una è molto più piccola. Il Milan in realtà intanto la semifinale di quest'anno gli salva molti conti, quindi vederla come un fatto negativo. Il campionato sì, sono andate male, però Valerio, io credo, permettimi, scusa, mi sono qua dilungato, bisogna innanzitutto sempre dire se noi vogliamo parlare in italiano o meno, perché secondo me si fa molta confusione a volte quando si valutano le squadre, cioè il concetto di stagione e sparare cretinate. Se io uso la parola stagione, devo valutare la stagione e poi non portare l'acqua al mio mulino per una cosa buona. Cioè la stagione qual è? Allora, la stagione dell'Inter è una stagione perfetta. Non lo dice Guido Gentile, lo dice la stagione. Cioè, quante partite poteva fare l'Inter? Così facciamo un'opera di soccorso col tuo canale. Stagione. Poi qualitativamente c'è un discorso da fare e sulle prospettive dei giocatori. No? Quindi la domanda che io adesso prendo, la sfrutto, perché l'Inter aveva la Supercoppa che Napoli non ce l'aveva, solo il Milan. Quella è una partita che tu, diciamo, hai acquisito sui meriti dell'anno prima, l'hai fatta e vincente. Okay. Aveva la Coppa Italia, che è un torneo all'eliminazione dove tu non hai garantito un numero di partite. Il numero massimo di partite che poteva fare l'Inter era 5. Ne ha fatte 5? Perfetto. Di più non ne poteva fare, di meno è fallimentare. Se vincerà è perfetta e vincente. In Champions League quante partite puoi fare? 6? Puoi essere, sì, 6. Poi puoi essere eliminato, puoi andare in Europa League, puoi andare lì. Il massimo di partite che puoi fare dipende se passi i turni successivi. Se arrivi alla finale sono 13. Quante ne farà l'Inter? 13. 13 su 13. Se tu tirassi i tiri liberi 13 su 13, la percentuale è 100%. Se ne sbagli uno, quindi è perfetta. In campionato, tranne che non ti squalificano, ne devi fare
38 da un punto di vista della stagione, vedete quanto è più sofisticato analizzare il calcio se uno non dice le solite banalità, la stagione dell'Inter è perfetta, perché ha fatto tutte le partite che poteva fare. Adesso andiamo a analizzare la qualità della sua stagione, i trofei vinti. Dice, ma ha perso 12 volte. Allora andiamo ancora più nello specifico. Quando le ha perse quelle partite? C'erano infortunati in concomitanza di partite di Champions League? Andiamo a vedere perché ha perso in quei momenti quei punti. E diventa molto più raffinato analizzare la stagione. Ma se tu mi dici la stagione dell'Inter è stata fallimentare, è una frase fatta che non significa nulla. Perché poi dice, il campionato Mourinho. Allora dici, nella stagione poi dici, ha fatto molto bene qui, molto male qui, benissimo qui. Ma perché ha fatto bene qui e male lì? Andiamo a vedere nel corso del tempo perché poi allora tu vedi per esempio Lukaku, come noi abbiamo avuto Osimhen infortunato nel periodo, allora così è molto più affascinante analizzare il calcio. Però finiamolo, non mi riferisco a te, è un consiglio che do alle amiche belline, quando noi sentiamo queste terre e poi tu senti 0 a Mourinho, ma se tu hai promosso, sento dei colleghi, 1 per la stagione, poi mi senti 0 a Mourinho, perché? Dici, ma il campionato ha fatto male, però è un po' più complesso. Quindi queste squadre, tipo il Villarreal, il Tottenham, intanto hanno campionati diversi. Il Milan ha fatto benino perché rispetto all'Inter in Coppa Italia ha fatto meno partite, non ha fatto le 13 di Champions League, quindi già da un punto di vista quantitativo sono meno partite. Cioè il Napoli farà 49 partite, Valerio, l'Inter 57, non sono poche le partite di differenza. Dice la stagione è lunga per l'Inter. No, ho detto no. Quindi intanto analizziamo la nostra. Ha detto il Milan ha fatto male, secondo alcuni bene per altri. Secondo me il Milan ha fatto bene perché ha vinto uno scudetto prima del previsto. Se va in Champions, intanto se si riconfermate in Champions, e arrivare in semifinale sono tantissimi soldi e un ottimo ranking UEFA, e che non era uno squadrone l'anno scorso. È ovvio, se uno si è fatto condizionare il cervello che era una superpotenza, può dire però noi da campione d'Italia arriviamo quinti, forse quarti, ma perché ti sei fatto condizionare il cervello. Ha detto, ha difeso botta invece il Milan, sbagliando degli acquisti, e lì vai ancora più nello specifico della stagione, perché tu vedi allora anche quale giocatore ha reso di più, e diventa affascinante analizzare il campo. Ci dicono un'ultima ora di Repubblica, qualora Spalletti se ne vada da Napoli, ADL ha pronto il sostituto, ovvero Luis Enrique. Ma io ti ho fatto quel nome, che poi dopo 2 giorni e mezzo è uscito, per 2 ragioni, non solo perché sono un adorabile burlone, non me lo dico da solo, mi è stato detto in privato, ma perché io ci tengo moltissimo al Napoli. Se avessi voluto fare l'adorabile burlone, avrei detto Pirlo. Poi usciva il nome di Pirlo, ma sia De Laurentiis veniva ispirato, io non ho questa presunzione che lo ispiro sempre, ma ho detto se proprio devo ispirarlo, lo ispiro con uno buono. E mi sono andato a prendere dei dati, perché oggi sentivo una persona illuminatista, dice ma non segna mai, ma no, 10 scampi, ha lasciato la nazionale con 95 gol. In parli di Luis Enrique? Numeri di Luis... Ok, segnate ragazzi, segnate. Siccome è stato detto in una nota trasmissione, con lui non vediamo manco un gol, ma non si tira in porta, e io ho detto, ma io mi ricordavo invece un certo calcio abbastanza... a parte che in un anno vinse campionato, Coppa di Spagna, Supercoppa, Champions League, Supercoppa Europea e Coppa del Mondo, ma non è stata detto in questa trasmissione, piccola dimenticanza, quindi abbiamo bollato come un po'. In nazionale 95 gol fatti, la sua nazionale 37 subiti in 46 partite, che a casa mia 95 gol in 46 partite e 2,06, non male per uno che hanno detto che non fa tirare in porta. Senti, domanda di Valentino. Ci sono 2 dilemmi che scombussano le meningi umane. Come fare a trattenere qualcuno che non vuole restare e come fare a cacciare qualcuno che non se ne vuole andare? Vedi Spalletti o Allegri? Allegri è un problema di 12,95 milioni di euro anni di Elkan e non di Valerio, di Guido e dell'ottimo signore Valentino. Questo è lo stipendio che la Juve versa Allegri, più bonus che, come direbbe un collega,
facilmente raggiungibili. Spalletti un uomo di principi, secondo me, mi sbaglierò, e tra l'altro io sono per Spalletti, cioè dal primo giorno ho detto questo è venuto a vincere. Spalletti, ragazzi, sapete perché ha vinto a Napoli? Perché si è fatto una partita di poker dove Spalletti aveva poker servito e l'ha fatto diventare una scala reale, e gli avversari avevano schifezze di punti pur con le carte girate, per farvi un esempio, nel senso che Spalletti non solo si è studiato il Napoli, si è studiato l'ambiente di Napoli, si è studiato un po' il calcio, ma ha studiato pure gli avversari. E qualcuno dall'alto della sua presunzione, ospitato nei salotti, anche nei blog napoletani, lo viene esaltato, e anche nelle trasmissioni, il nome giusto Allegri, forse è rimasto un po' indietro. Quindi Spalletti è venuto, ma non poteva non vincere. Poi ovviamente i giocatori devono rendere per conto rende, ci sono tanti imprevisti, attenzione, non è che era... però è venuto molto preparato. Molto, cioè, lo si dipinge sempre come un fessacchiotto, un filosofo, il contadino, calmi e gesti. Però ci sono degli aspetti umani, e lì, quando dicevo nessuno si può mettere nei panni degli altri, che sono importanti. Io non mi abbasserò, ma perciò non ho fatto carriera al giornalismo che dice no, c'è il quadernetto, si è segnato. No, non voglio partecipare a questo gioco. Però secondo me è un uomo di principi, e quindi non è manco una questione di soldi, e secondo me, perciò vi do certa serenità, non è manco questa favola, dice no, lui ha paura di non confermarlo, di vincere, cioè, uno che viene a vincere a Napoli, dove non ha mai vinto nessuno tranne Maradona, non può aver paura, e tra l'altro con una squadra così forte, dove pure se divendi qualcuno un po' lo sostituisci, farai terzo, però insomma per De Laurentiis è importante andare in Champions, non è che con Spalletti, con qualche giocatore in entrata e uscita fa ottavo, cioè, con un gioco così. Ragazzi, vi do un dato per farvi capire che è stato Spalletti quest'anno. Il maestro Sarri è un maestro della difesa, e non sono ironico. Tutti i suoi giocatori dicono che è maniacale, ti fa rimanere anche 2 ore dopo, vuole esercizio della percezione. Sai quanti tiri prese il Napoli nella stagione dei 91 punti, Valerio? Non te lo puoi ricordare, giustamente. 135. Sai quanti ne ha presi quest'anno il Napoli con Spalletti? 99. Se tu vedi i numeri di quest'anno del Napoli, sono imbarazzanti, e noi abbiamo avuto quel momento di flessione. È vero. Valerio, il Napoli ha subito in porta 99 tiri alla 36esima giornata. Ci si sofferma giustamente sul fatto che ha avuto un gioco. Il Napoli di Sarri aveva mai successo in Italia una percentuale di possesso bulgara, si disse 59%, che dice ma quando mai? Il Napoli quest'anno c'ha il 62 rotti. Il Napoli all'epoca nonostante sia anche più verticale, perché dicono non è sterile, non è... Il Napoli Sarri concluse con 548 tiri, adesso ne ha 583 e mancano 2 partite, cioè non deve fare un tiro in porta o fuori dallo specchio che ha già più tiri di Sarri. Non c'è un dato, senza parlare che una squadra che non fa falli, non prende cartellini, 44 cartellini, ti ho mandato il dato, fallo vedere, cioè gli altri stanno da 80 in su, no? Non è affatto un gioco propositivo, un gioco di attacco, un gioco con spettacolare, ma ha fatto anche un gioco difensivo estremamente efficace. 99 tiri subiti in porta. Ma di che parliamo? Complotti, scudetto di Carlo, studiate. Poi se si vogliono fare i film, ma lasciali vivere nelle grotte a queste persone, Valerio. E sono numeri ufficiali, incontrovertibili, cioè non è che me li invento io, mi metto con la santa pazienza e mi scrivo tutte le cose possibili per trovare, questo non l'hanno mai dato dei 90 tiri, 99 tiri. È vero, è un dato nuovo. Questi sono i falli fatti dal Napoli. Ed è imbarazzante, ma soprattutto i cartellini. Il Napoli ha preso 45 cartellini tra rossi, gialli e doppie ammonizioni. Le altre squadre 80, 80, 80, poi 100. Quest'anno il Lecce si dice di italiano, no? Però poi non si va a vedere. La Fiorentina è una squadra che comunque gli 80 gialli li ha presi. Ma il doppio dei falli nostri. Doppio dei gialli nostri. Dice no, la fase difensiva maniacale di italiano prende tanti gol, la Fiorentina. La Fiorentina ha
ha fatto una stagione rispetto all'anno scorso superiore perché ha fatto molte più partite, quindi non sono attento, però al prezzo di pagare un meno 9 rispetto all'anno scorso, 59 punti contro 50. Ha fatto 48 gol e 41 subiti, una differenza reti di 7. Per vincere lo scudetto, ragazzi, devi avere 3 volte e mezzo. Infatti il Napoli ha 26 e 73, si trova 26, 26. Guardando questi numeri non posso fare a meno di vedere che tra i gialli possono farne anche di più, ma Milan e Inter, no, Milan, Inter e Juventus hanno solo 60 e 69 gialli, mentre chi fa anche meno falli, tipo la Lazio, arriva a 82, vuol dire che fa falli più gravi. Ed è il maestro Sarri. E il Milan. Mamma mia. No, questo è uno specchietto, secondo me, bellissimo, specialmente quando si parla, allora Juric, allora Gasperini, guardate i falli dell'Atalanta, siamo a 439, non ha senso. È 82 cartellini. E attenzione che sradicare questo tipo di DNA può essere veramente uno shock anafilattico, perché sono tanti numeri, non solo questo. Però è facile, la gente poi sente De Zerbi, pagate voi 17 milioni di clausola a un allenatore che secondo me anche come un'ambizione adesso si vede da un Tottenham in su, giustamente. Klopp prende 17,8 milioni di... Quindi dovrebbe venire a meno di un terzo, ma non è quello. Andate a vedere la carriera di Klopp. Cioè, studiate, ragazzi, Klopp non è stato mai meno di 7 anni su una panchina. De Laurentiis dopo un giorno litigherebbe con Klopp. Klopp è un allenatore da progetto, non è anche se venisse gratis. Io voglio venire gratis perché sono innamorato di Napoli. Che sfizio, Ok, togliamo i soldi da mezzo, ok? Quindi togliamolo, si viene, prezzo simbolico €1, ma vuole un progetto da 5 anni in su. Non lì la clausola, le minacce, le frasette. Klopp, che io ho avuto il piacere di anche incontrare in Germania, è un cristianone, l'ho scritto a Valerio, ho detto Valerio mi sembra molto più alto di me, sono 1,89, quasi 1,90, mi sarà 1,92, 1,94, cioè un omone carismatico, cioè, ma comunque andate a vedere, ha allenato 3 squadre, tantissimi anni. Quindi è un allenatore non sclerotico, che in quei tanti anni ha perso pure un campionato con 99 punti. In tanti anni ne passano tanti, ha perso 2 Champions con Sergio Ramos che rompe la spalla a Salah, ha detto, ne ha viste di cotte e di crude, e ha resistito. Quest'anno l'hanno esorato un sacco di volte, la proprietà è cambiata, ti vogliono fuori, come il Ciolito che poi ha superato Ancelotti. È gente forte, gente di mestiere, ma soprattutto è gente di progetto. E invece voi guardate solo i soldi, prende Totti, no, ma De Laurentiis è pronto a fare uno sforzo. E state appresso a questa gente, auguri. Mi fanno sapere che il Barça sta perdendo 2-0, aggiorniamo la tabella, ma c'è questa tabella. Sì, perché Valerio e io vogliamo tanti record, no? Stare in questa... in Europa le valutano queste cose. Spalletti vuole lasciare, perché sarebbe anche il suo record. Lui il massimo ha vinto 28 partite con la Roma, il massimo il Napoli in Serie A ha vinto 28 partite con il maestro Sarri. Adesso ha 27, quindi un pareggio è una vittoria del Napoli, quanto io avevo premetato, io ho detto 90 punti, quindi se becco 90 c'è una scommessa tra me e Valerio e io spero per me di liberarvi e quindi di vincerlo. Però Spalletti queste cose ci tiene. Spalletti sulla partita di domenica ci teneva moltissimo a vincere, non caratterialmente, l'ha preparata bene. Secondo tempo il Napoli ha ritrovato un po' di ritmo. Posso dirti una cosa, Valerio? Ho desiderato stare a Siviglia. Dobbiamo fare una battaglia sul seria, sul tifo. Queste cretinate. Cioè, io volevo stare, ma non è perché c'era la Juve, c'era il Celtic Glasgow, se no gli Juventini dice, siete anti, no? Cioè, questi tamburi, boom, 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 che la corrida in confronto era ninna nanna di Baglioni, prima cosa. Tutti con la maglietta, tutti a cantare, a saltare, eccetera, con tutti, anche i distinti. I distinti sembravano le curve, questa è la cosa che... la partita, quindi famosi, quelli che tu chiami i miei colleghi, no, ma lo Sciubur diventa un teatro, non è vero, perché si può benissimo senza De Laurentiis, senza le coreografie, i milioni, brividi, queste cose, la coreografia la fai i primi minuti, arrivano i giocatori, però i 90 minuti devi cantare.
non che sia contro le coreografie, ce l'ho sposta là dietro, lo striscione della curva B, pensate, quindi Guido è contro gli ultra, no, però poi 90 minuti è una cosa. Ti ho citato quando io ti dissi io quel Napoli-Juventus 3-0 c'era, non si sentiva il corpo, non si sentivano i fischi, più volte hanno detto l'arbitro ha fischiato, non si sentono i fischi, era talmente assordante Siviglia-Juventus che non si sentiva il fischio dell'arbitro. Signori, quello è l'inferno del San Paolo, come ha detto, troverà l'inferno. Ci raccontiamo queste cose, andiamo appresso a queste cose, ma la realtà sono i 44 falli, cioè i 44 gialli del Napoli, no? Poi ho i 95 gol di Luis Enrico e della sua nazionale, cioè, poi i fatti sono diversi. È stato un tipo trascinante. Cioè, io ho detto, ma perché non sto lì? Voglio tifare pure io, voglio diventare tifoso del Siviglia. E soprattutto portare questa esperienza lì, veramente la senti la carica dello stadio. Allora, sto recuperando... E costa zero. Costa zero, lo so, basta una maglietta azzurra che non debba essere nemmeno la maglietta di gara, basta una maglietta azzurra. Ma se non ce l'hai ti metti una felpa, non devi fare la PEC, la cosa, no, ma le bandiere devono essere così, no, urla, applausi, ti giri, salti, costa zero. Ci hanno dato una grandissima lezione di che cosa significa supportare la squadra. Ho parlato troppo. Tornando al discorso di Conte, Guido, ma se Conte il primo anno alla Juve aveva una squadra con il terzo monte ingaggio e con uno squadrone avanti come il Milan, Valerio però alcune volte correggi Guido, altrimenti disinformazione. Il primo anno sono d'accordo e non l'ho citato perché quello scudetto De Laurentiis l'ha lasciato alla Juve e sono ancora arrabbiato. Tutti citano il maestro Sarri, ma noi abbiamo lasciato 2 scudetti, uno al Milan, uno alla Juve, dove nettamente bastava un giocatore, bastava poco. Sono perfettamente d'accordo, ci sono anche tanti errori arbitrari. Quel 3-3 c'era un'espulsione di Bonucci, un gol, sono d'accordo, era una squadra mediocre, mi sembra lo scudetto vinto con più pareggi della storia, perfettamente. Me l'aspettavo questa velenosa precisazione ed ero preparato. È vero, ed era anche il primo Conte, perché ha detto io ancora ce l'ho qua quello scudetto che abbiamo regalato, perché lì bastava poco. Io non lo correggo quando non lo so, perché io la mia... No, ma è vero. Però questo signore si dimentica una cosa, perché io faccio tantissimi errori e vi dico sempre non mi invitate, che io feci una trasmissione con Valerio dove feci vedere al ritorno di Serie A tra Napoli e la Juve quali erano i monti ingaggi, qual era il fatturato e come incominciarono a crescere e i punti di rottura. Quindi andai molto più preciso di questa cosa qua e di perché, e mandai anche dei file a Valerio, perché è cresciuto così tanto da allora e noi si è rimasto fermo quello strutturale. Quindi il signore dice una cosa giustissima, ma questa cosa noi l'abbiamo analizzata, feci vedere pure quanto è cresciuta la spesa del settore terzo, cioè non il settore sportivo, medico, ma quindi le spese del settore amministrativo della Juve rispetto a quello del Napoli. Andava molto nello specifico, signore, e quindi quello è un dente avvelenato che ho, perché quello mi è rimasto proprio qui. Quello è uno scudetto che si doveva vincere e rallentare il processo della Juve, invece fu lasciato e fu dominato, siamo imbattibili, eccetera. Un campionato molto mediocre, però poi ha preso il là ed è nato la favola di Conte, tant'è vero che Conte e Agnelli non si parlano perché Conte se n'è andato durante l'estate dopo 3 scudetti, lasciando infatti con Agnelli e Nedved Conte non poteva tornare. Detto, però il signore cita bene, però io avevo cercato di rimuovere per non ricordarmi i regali che abbiamo fatto. Giorgio ti chiede, secondo voi le questioni Spalletti, Gattuso, Sarri, Higuain è giusto che rimangano coperte da segreto militare oppure è giusto che i tifosi sappiano? Non sono coperte sul segreto militare. Io scrissi a febbraio che Higuain era andato via da Napoli, non alla Bargigia, eccetera. Sapete, mi conoscete, io non sono velenoso, non devo, tra l'altro non percepisco stipendi dal calcio, quindi non devo cercare né il click, non mi curo manco il mio piccolo canale nato durante la pandemia, quindi pensate quanto sia un personaggio scandalistico che cerca queste cose qui. Scrissi nome, conosce tutta la situazione e sono andato, ve l'ho raccontato, con mio fratello che non è tifoso perché lui ha visto Maradona, però omaggiarlo perché speravo che facesse 36 gol. Chi vuol capire capisce, tante cose non sono affatte segretate, non sono fatte cose come il famoso addio di Benitez che lo scrisse Raio
buonanima, grandissimo giornalista napoletano, no, non Guido, grandissimo, poi comunque del mestiere, lui, detto, nel senso del settore, che cioè lui è specializzato nello sport, io cinema e cultura, e stati là, qualcuno potrebbe dire. Quindi in realtà se voi vi andate a cercare le fonti giuste, questo è il senso là, guardate, molte cose vengono dette, si perdono perché in 3000 stupidaggini uno si confonde. Però ragazzi, c'è gente di qualità nel settore, cioè Mimmo Caratelli, io non ricordo da tempo in memoria che dica una sciocchezza, poi può fare l'articolo del gazebo, della cosa ironica, anche lì ci sono verità mascherate da ironie, però la gente di qualità c'è. Dovete essere voi bravi a scremare, a cercare, non è che non c'è. Tu dici, Guido, ma in mezzo a 100 è difficile, infatti lo so che è difficile, ma le cose vengono da Gattuso, tra l'altro poi non è che le ha dette nome e cognome. Cioè, chi non voleva capire non capì. Gattuso ha parlato una sola volta quando successe il fatto, mai più, e poi quando ha lasciato. Oggi Pepe Reina ha detto che il miglior allenatore che ha avuto a livello di comunicazione, di come ti entra nell'anima è Gattuso, e l'ha avuto in anni difficili del Milan. Questa è una cosa che non verrà mai, perché oramai è passato il fatto che Gattuso è solo il veleno, cioè Gattuso uguale veleno a usare il pericolo. Vabbè, ma è così. Diciamo che Gattuso è scarso, lo diciamo sempre, non che lo stiamo dicendo. È proprio il peggiore allenatore di serie che non esiste. Merita un trattamento umano come questo. Uno può dire che Gattuso non è bravo, perché lì si è andato ben oltre il trattamento. Ancora adesso, in settimana, sempre c'è il paragone con Gattuso, ma se ne è andato. Quando invece, diciamolo, che Spalletti, uno dei suoi grandi meriti, studiando il Napoli, che ha costruito il Napoli bellissimo, che ha dato alcuni nuovi dati, sulle basi di tutto ciò che di buono aveva fatto di Gattuso, migliorandolo. Quindi non arrivando, diciamo, non avete fatto niente, è un, diciamo, poi da un punto di vista emotivo, lui stesso l'ha detto, ho trovato un ambiente che era distrutto, eccetera, eccetera, Verona, là. Però da un punto di vista del gioco, no. Gattuso ci ha fatto ritornare 4-3-3, e questo è significato anche rivalorizzare degli acquisti di Giuntoli. Ancelotti ci ha lasciato con 21 punti, ragazzi. Tutti gli errori arbitrali che vuoi, 21 punti e poche coordinate. Tra l'altro gli errori arbitrali li abbiamo visti anche quest'anno. Quindi, ecco perché mi è piaciuto il niente alibi di Spalletti di questi 2 anni. Posso chiedere una cosa, dottor Guido? Visti gli addii del DS, soprattutto quello dell'allenatore, le cui motivazioni sono ricondotte tutte dal presidente, in cosa avrebbe sbagliato? Che nel mondo dello sport, questa è una bella domanda, e sono per una volta breve, c'è una sola regola, che è quello che si dice negli spogliatoi, e in questo caso, essendo dirigenti nell'ufficio deve rimanere nello spogliatoio e deve rimanere nell'ufficio. E se tu sei un signore, visto che siamo io e Valerio nella cameretta, per dire, mettiamo che lui è il mio presidente, io sono là, se io non parlo e lui non parla, no, ma si sono detti lì, no, tutte queste cose, si sono riuniti a centrocampo, ho detto così, quello ha promesso adesso massimo impegno, il presidente allora, o è falso quello che dicono e i miei colleghi si arrabbiano, no, non è vero, o qualcuno parla. Se qualcuno parla, e Gattuso ce l'ha fatto capire, perché Gattuso fu accusato, tra l'altro quando perse la sorella, stava male, che lui non gli è andato giù, che a livello umano, su cose che non c'entravano nulla, se non volete capire, non volete capire. Quindi, che cosa è successo? È successo che probabilmente ha detto, hai qualcosa da dire, ce la diciamo, in maniera, io penso anche molto, perché comunque sono troppo adulti e intelligenti entrambi, e basta. E poi uno spiegherà. Siccome queste cosette che quando uno incomincia a diventare troppo popolare, cioè noi abbiamo un presidente che continua a definire adesso geni, no, prima Fellico, i geni, ma c'è bisogno di... Cioè tu dici che meritavamo di vincere più scudetti se ci fossero state regole diverse, e poi invece dici quei geni lì che avevano perso motivazione. Ti sei contraddetto tu, non? Perché se meritavano di vincere, quindi l'hanno vinto, significa che non erano tanto male che poi sono andati a vincere da tutte le parti. No? Ma comunque, ricordiamo che disse che Callejon, un signore, Callejon doveva andare a fare le marchette con Mertens. Vorrei farvi notare che né Callejon né Mertens giocano nei campionati arabo in Cina. C'è bisogno di insultare un tuo tesserato che tra l'altro non ti ha mai dato, uno come Callejon, uno scandalo, un comportamento scorretto in campo? C'è bisogno? Allora, vi ricordate tutte le frasette? Vi ricordate
Empoli-Napoli l'anno scorso, quando vi è stato dipinto in un certo modo, e che voi avete creduto De Laurentiis andando a comprare casa a Posillipo? È ritornata Empoli, qualcuno lo sta dicendo tra le righe. Adesso ho un anno di distanza. Che quello è il momento per Spalletti dove lui ha capito quest'anno De Laurentiis è non voglio andato a sapere casa di Dries Mertens, il vero leader carismatico, tutti sanno bene, vogliamo dire, per un atto di pacificazione e Mertens veramente ama Napoli, perché con tutto che sapeva che era stato fatto fuori, con tutto che non avrebbe più giocato del Napoli e non ha detto niente, lì mi sono esposto pubblicamente, ho detto io credo che questo ragazzo non dirà nulla, non ha detto nessuna parola, e il messaggio di saluti, quello quando dici brividi, è stato bellissimo, una sola frase, non era come volevo io, cioè. E ancora adesso nessuna polemica, tutti gli ex vincitori di quasi scudetto, chiamiamolo così, tutti hanno detto parole benissime, nessuno si è preso questo scudetto, anche Pepe Reina ha detto so che significa vincere a Napoli, perché noi per così poco è successo un casino, posso immaginare questo, peccato, perché lui ha detto sarebbe stata, è uno che ha vinto, ha giocato nel Liverpool, no? Sarebbe uno legato al Real Madrid, sarebbe stata la vittoria più bella della mia carriera, non più grande, attenzione, vedete l'onestà intellettuale, più bella. Ha detto sono contento per i ragazzi, l'hanno meritata, ha detto per lei, quindi Jorginho, Marek Hamsik, Albiol trattato malissimo, Albiol ha avuto il contratto prolungato un altro anno, forse tanto zoppo, tanto quindi si potrebbe non insultare, tra l'altro non insultare nessuno nella vita, primo, non insultare gli avversari, perché nello sport bisogna rispettare gli avversari, le regole, l'arbitro, ma anche i tuoi tesserati, che tra l'altro ti hanno dato, cioè Napoli ha avuto veramente tante belle personalità in questi anni, cioè quello più capapazza che poi è maturato tardi, ha ricucito, è diventato ancora più idolo negli anni, e ovviamente il Pocio Lavezzi, no? Ma lui stesso ha detto ero troppo immaturo, era quello un po' più discolo, no? L'incidente, ma noi tutti, Pepe Reina, Albiol, Musul Callejon, è inutile che li citiamo tutti, Gulam, che personaggio che sta diventando Gulam. Sembra veramente Malcolm X, per dire, quelle persone che ti trasmettono carisma, serenità, mai una parola fuori posto, vogliono prima studiare e poi ti dicono una cosa, quindi non dicono mai una cosa leggera tanto per far scena, non hanno bisogno di alzare la voce per imporsi, ma non si fanno mettere sotto lo stesso. Cioè, noi abbiamo avuto bei personaggi, trattati come geni, come degli scappati di casa, no? Come dice Cassano, non mi pare corretto. E tra l'altro smitizzi i tuoi idoli. Mi fa piacere il reminder di Vincenzo, Club Napoli Brasile, tra l'altro. Sono quindi incacchiatissimo perché dovevamo aspettare il Real Madrid, che è così potente. Qua la sottolineatura c'è da fare, perché succede a Vinicius Junior, che è una stella internazionale, giovanissimo, come non deve succedere a Vinicius, ma si interpretano male le parole di Guido. No, non deve succedere a lui, come non doveva succedere a Koulibaly e come non deve succedere a Vlahovic, eccetera. Esatto. Però adesso alla risonanza internazionale si spegne il Cristo Velà, il Cristo vi faccio notare che tra l'altro una persona che ha sempre avuto parole anche l'avversario belle nei confronti di Napoli è la buonanima di Sinisa. Sinisa è morto e gli auguriamo nel cielo, negli alieni, dove ogni bene, e mi sto commuovendo, ma da quando giocava lui, Zingor eccetera, a quando è morto, che cosa è cambiato? Quattro scemi. Io non me lo dimentico, dice ma era tuo avversario, sì, ma non si insultano, non è perché il giocatore della Juve, no, non deve succedere, solo che adesso tutti cadono dalle nuvole perché il Real Madrid, no, non mi sta bene, perché tanto non cambierà nulla, sarà solo che lì casomai le squalifiche ci sono, perché sono troppi anni, Valerio, troppi anni. Maradona è arrivato in Italia nell'84, Verona-Napoli, benvenuta in Italia, lui rimase scandalizzato, ma come, ne sono andato dall'Argentina, Terrone, me ne vado lì, Terrone, vengo qui, Terrone, che cosa cambia? 84, 2023,
Quindi gravissimo che sia successo, no? Gravissimo, ripeto, non voglio essere interpretato male, ma non ci sto a questa ruffianaggine. Come quando qualcuno mi chiese, me lo ricordo, Guido, che ne pensi delle parole di Gasperini? Non le commento, perché per anni è stato ruffiano. È ovvio che ha detto tutte cose giuste 4 anni fa, però poi ha tornato a contraddirsi, come quest'anno. No? Quindi a queste persone ondiva come Fiorentino Pérez, non ci credo, perché dove erano in questi 30 anni? No? Tra l'altro persone che hanno così potere per poter cambiare le cose. Adesso hanno toccato un lui, apriti cielo, no? E ovviamente toccando un giocatore del Real Madrid e del Brasile diventa più mediatico. Tocchi Koulibaly ed è stato... Lui anche, Guido, non so se hai notato questa cosa, essendo lui un giocatore del Real Madrid, sa di avere anche quella forza, perché è giovane ma è già grosso Vinicius Junior e sa che può anche fermare il gioco, prende l'arbitro e gli indica chi è stato. Valerio, il calcio è uno sport bellissimo e su questo io sono ancora convinto, rovinato da gente bruttissima. Ti ho mandato, perché fortunatamente tu sarai ignorante come me, no? Che mi metto come fratello, no? Però lo parli meglio di me l'inglese, perché poi se uno non lo parla tutti i giorni un po' lo perde, a me quantomeno la fluidità e la pronuncia più elegante. E quindi sono sicuro che lo leggi in un battibandino. The Guardian ha fatto un articolo oggi molto interessante, dicendo, ha lanciato quasi una proposta, la guido, perché lì te li fanno casomai pubblicare. Fra qualche anno non è che su tutti questi campionati del calcio ci sarà un asterisco come ci fu per il nuoto, che poi ci scomprimmo che quei costumi erano farlocchi, perciò avevi 147 record del mondo, ogni secondo un record del mondo, e quindi campionato vinto per gli arbitri della Juve, campionato, pallone d'oro di una società che non aveva i soldi per comprare quel suo giocatore, Manchester City che ha violato, come si chiama, e ci sarà un asterisco. Un articolo bellissimo, mi ricollego a quello che diceva adesso Valerio, ha detto che attenzione, che poi queste cose capitano nel calcio perché poi alla fine è gestito da manager scadenti, cioè queste cose nell'NBA non succedono, e se succedesse sarebbe un casino, ma anche un giocatore come poi LeBron, no? Diventa potente e carismatico perché sei credibile, tant'è vero che poi se prende la parola dice troppo poco la squalifica, il presidente dei Clippers ha detto non puoi essere più presidente, ha preso il massimo della multa, il massimo della squalifica, no, non basta, devi venderti la squadra, non sei più gradito in questo gioco, no? Perché il sistema è credibile. Gli arbitri sbagliano, hanno sbagliato quest'anno contro i Lakers che sono stati eliminati 4-0, prima volta nella storia della franchigia perde con i Nats, 7-0 era fino all'epoca il record, quindi 4-0 hanno perso. Il sistema non è credibile perché è gestito da persone non credibili, che poi è alimentato da persone non credibili che coltivano un pubblico non credibile. Cioè, un vero tifoso oggi dovrebbe essere arrabbiato, ma non con la Juve, con i suoi dirigenti, per dire come ti sei permesso di rovinare il mio calcio? Io tifo con passione vera, faccio anche dei sacrifici, ci vado lì. Un vero tifoso che compra il giornale, che dice che le magliette hanno ripagato Ronaldo, oggi dovrebbe fare causa al giornale, detto perché io ho comprato il giornale, avevo l'abbonamento, ho speso dei soldi, ho speso del tempo, ho letto quell'articolo, ci ho creduto, mi sono anche emozionato, no? Oggi scopro che mi hai preso in giro, amico bello, non mi sta bene, ti faccio causa. Non complotto. Però tu hai creato un sistema scadente dal vertice, come gioco rimane veramente bello, altrimenti non staremo qui a perderci tempo, perché il gol di Di Lorenzo è poesia, fatto con l'altro piede, mirato, non è manco un tiro sbagliato, cioè lui punta, si vede col naso quando tu tiri bene, come ferma la caviglia, come blocca la caviglia per farlo andare proprio lì, dal basso della porta si vede che non è un tiro estemporaneo, come forse quello di Candreva, quel gollazzo all'inizio. Allora quella è la poesia del calcio, noi siamo pure un cinquantenne con i capelli bianchi, continua a essere innamorato, però il sistema è stato reso proprio scadente, non era così negli anni '80. Valeria, buonasera, ha fatto tardi al lavoro, non ti preoccupare Valeria. Solo una cosa, non dimentichiamo che Dela è uomo di cinema e spettacolo, io mi aspetto un coup de teatro. Guido, aiutami perché questa è una cosa che non riesco per causa mia memoria. Quante volte De Laurentiis è riuscito a sorprenderci con una cosa inaspettata, con un momento scenografico? Ma sicuramente non verrà dato il Napoli. Sicuramente Ancelotti per me fu una sorpresa. No, vabbè, ma De Laurentiis è un uomo, non sembra che di intelligente, di qualità, e avrebbe bisogno, è come
come Totò, che era un genio, ma era un genio, e ci sono dei comici adesso che sono anche registi dello stesso film. Cioè Totò era un genio, aveva l'umiltà di farsi dirigere da Monicelli, da Steno. De Laurentiis avrebbe bisogno di un grande direttore generale, l'ho sempre detto, con cui si confronta, lui che sicuramente potrebbe avere delle intuizioni, delle capacità manageriali, delle cose superiori alla media, ma un direttore generale che proviene, generale, non neanche sportivo, nel mondo dello sport, casomai gli fa capire, smussa certi eccessi, fa capire che può indirizzare certe energie meglio, tipo adesso la festa dello scudetto del Napoli è quella che abbiamo visto, la prefesta è stata bellissima, abbiamo tutti detto organizzata in modo elegante, coreografico, tra l'altro non è successo niente, bellissimo, però mo sono settimane di veleno. Ecco, con un grande direttore generale, con una Lodi dell'epoca, tutto questo veleno, noi ce lo saremmo evitati, poi ci sarà anche diciamo la separazione veniva in un altro modo, che sono una bella conferenza stampa congiunta, pure se si volevano dare in quel caso qualche battibecco e frecciata ci poteva stare, però tu ti privavi di 4 settimane di veleno che comunque adesso stemperavano la gioia. Adesso si arriverà alla festa del 4, dove sicuramente i giocatori festeggeranno, eccetera, però ciascuno di noi ha una componente dentro di sé, resta, non resta in questi giorni, poteva essere evitato, sì, quindi questa storia che è uomo di spettacolo, sì, però a volte canalizza in maniera troppo personale e presuntuosa il suo spettacolo, perché lui è abituato che lui nel cinema faceva contratti dai 20 anni in su, che all'estero sono vietati, pensate all'epoca del Marvel Cinematic Universe, no? Che ci fu il problema, il primo contratto per Robert Downey Jr., perché è una legge americana che quando costrinse gli studios a vendere i cinema, eccetera, quindi tu non puoi avere più come l'epoca di Marilyn Monroe un tuo attore, che è l'attore Fox, che puoi prestare, e non può essere legato per più di un certo numero di anni a un certo numero di film. De Laurentiis ha avuto per 20 anni De Sica, per 20 anni Neri Parenti, eccetera, eccetera, non li elenco. Quindi lui è abituato a una sua gestione che è unica, non in Italia, unica anche all'estero. E queste cose non ve le raccontano. Ovviamente vanno a cambiare, infatti lui dice poco, dovrebbero essere, ma come fai a mettere sotto contratto un giocatore per 20 anni, quando la carriera di un giocatore, se si arriva a 20 anni, è eccezionale, e in 20 anni uno potrebbe anche avere casomai l'esigenza di andare a un Real Madrid, perché diciamo, oppure poi rimanere come Totti, quindi è inconcepibile perché è sport, non è cinema. Quindi si dicono molte sciocchezze, che voglio sperare non prenda un allenatore l'ultimo, no, anche perché sai i rischi dopo avere una squadra forte, ma i rischi non è tanto di non vincere, è di vedere deprezzato in questo momento un patrimonio tecnico di giocatori che è molto importante, no? Quello non avendo strutture, il Napoli, non avendo investimenti e non avendo, ricordiamolo, debiti come altre società, Inter, Milan e Juve, solo loro tre ne hanno 3 miliardi insieme, però detto tu lo stesso, e non avendo, visto che era la grande accusa che per molti 15 anni è stata fatta De Laurentiis, adesso poi dicono ma tutti fanno così. Qual era la grande accusa in tutte le trasmissioni? Il Napoli fa poche plusvalenze, te lo ricordi, Valerio? Mamma mia. Ci coglionava. Ti ricordi? Ci coglionava, scusate il termine. Vedete, la Juve ha fatto 247 milioni, il Napoli solo 13. Così si fa, America, così si là. Permettetemi, no? Siccome poi dici così fanno tutti, vabbè. Allora, ovviamente, adesso il suo grande rischio è quello di non veder deprezzato il parentesi, la Juve ha chiuso a 0,29 le sue azioni. C'è qualcuno che in questi mesi ha sempre detto ma poi John Elkann manderà Andrea Agnelli alla Ferrari, lui vuole farsi promuovere alla Ferrari. La Ferrari è stata quotata, cioè ha perso un po', 269 euro. Voi potete mai immaginare che John Elkann metteva Andrea Agnelli e una società che la punta di diamante mondiale, non il reparto corse purtroppo che sta andando maluccio, ma insomma il reparto Modena e vendita, cioè te la compri prima che la progetti ormai la macchina, con una società che da 0,29 quotata in borsa, una società che è quotata 270 euro in borsa. Ragazzi, ragionate e non fatevi prendere per i fondelli che andava alla Ferrari. Io non ci ho mai creduto, infatti non è andato alla Ferrari, se ne deve andare in Olanda per altre ragioni. Però diciamo, De Laurentiis non prenderà un allenatore scarso. Quello che vi posso dire è che tutti i nomi sono, perché poi se dicono 100 nomi uno sarà, e che nessun collega se lo aspettava e quindi si naviga nel buio. Però siccome sì, ma io credo che Valeria si riferisse al coup di teatro, cioè della conferma di Spalletti. No.
cioè lo 0,000000000000000. Uno, se no si arrabbia il tuo Ma amico. c'è una sola ragione quando rimase quell'anno Gattuso, veramente devono essere tutti i giocatori, però non è detto che tutti i giocatori rimangano. Cioè, io credo che l'abbraccio di Lorenzo, bellissimo, è uno dei momenti che ci fa amare questo sport, che va al di là del risultato, del gesto tecnico, sia proprio nettamente simbolico, e chiude anche il cerchio di Guido Gentile che si impuntò sul racconto di Di Lorenzo capitano, non su Di Lorenzo capitano. Ha detto non mi convince come ci hanno raccontato, infatti poi è stato cambiato. Spalletti che rompe con la società, diciamolo, la società ha sempre messo la regola che il capitano è quello che ha più presenza. Spalletti dà la sua nomina, i giocatori dicono ci sta bene, nonostante Zelinski aveva molte più presenze e in secondo è Mario Rui. Non è detto che la società sia stata contenta, che ha deciso Spalletti rompendo per 17 anni quella che era stata una consuetudine. Altre società possono far votare dei giocatori e non è che c'è una regola, questa non è una regola del codice sportivo, sono regole interne. E Di Lorenzo è andato a ringraziare l'uomo che l'ha eletto capitano, perché lui alzerà la coppa per primo. Ragazzi, ci sono dei valori nello sport e noi abbiamo avuto grandi uomini come Pepe Reina, eccetera, che vanno al di là del risultato, non è una frase fatta. E io credo che quell'abbraccio è un abbraccio che Spalletti si porterà per tutta la vita. E io credo che con questa frase che hai appena detto hai risposto anche a Luigi, che dice ok, ADL ha un carattere in modi discutibili, ma non vi pare che vi sia troppa stucchevole suscettibilità e ambiguità da parte di Spalletti? Ok, ma non lo sto santificando, è il suo carattere. L'intelligenza delle persone quando lavori in un gruppo è capire il carattere dell'altro, smussare. In quel film un po' discontinuo che è Perfetti Sconosciuti, però non voglio fare la critica cinematografica, però c'è quella bella frase, Marco Giallini, quando dice io ho imparato a decomprimere. Black Edwards, il mio regista preferito, nel libro che sto scrivendo, dice alla fine del film, quando Dudley Moore chiede a Julianne vuoi sposarmi? E lei dice no, perché? Perché passiamo troppo tempo a litigare e troppo poco a fare l'amore. Sembra una banalità, ma è la grande... non ci sono regole in amore, nelle coppie, però se tu passi molto tempo a litigare e poco tempo a fare amore, qualcosa non va. E lui dice, e se incominciamo a invertire, allora potremmo ragionare. Allora, Giallini dice un'altra cosa, io ho imparato a decomprimere, no? Ecco, non andare allo scontro, anche prendersi 5 minuti, poi comunque far valere le proprie ragioni, ma non con quella violenza credine, fa parte dell'essere grandi leader. Spalletti ha il suo carattere, non lo santifico, non lo condanno, veramente il suo carattere. Evidentemente in questo momento questi due caratteri sono due spigoli che non ci sono smussati. Senza crocefiggere, ragazzi, no, ecco, io il messaggio che voglio dire in questo live, io non sto incolpando nessuno, non sto crocifiggendo nessuno, non sto andando le colpe a nessuno, sto dicendo dobbiamo accettare però le verità. Se una persona ha un suo carattere, tu lo devi accettare. Puoi non condividerlo, puoi dire io farò in modo diverso, ma non puoi mettere di traverso, no, non devi essere così, chi sei tu? E noi dobbiamo accettare che loro hanno il loro carattere, che sono successe delle cose tra di loro, anche indietro del tempo. Io onestamente ve le ho dette con un anno di anticipo. Solo loro possono, non possiamo noi, l'amore tifosi. Però se Mario, aspetta, come non fa pigliare col? Dove la vedi la distruggere che costruire? Mario, sei un uomo adulto dalla foto che vedi. Non ci sto. Non ci sto, Valerio, no. Non mi so spiegare, no. No, leggo il messaggio di Tore Falanga. Annuncio Manpower, importante società calcistica, cerca giovane allenatore neopatentinato con esperienza di 20 anni. E qua io l'ho letta perché l'avevo letta prima. Non perdi tempo, Max. Valerio, permettimi, non ci sto perché io mi sono messo quanti anni a piccio in Vita Paolo Sorrentino e Vita Paolo Sorrentino. Immagina la mia gioia, non so se farò un cortometraggio, se prenderà una scena e poi questa finirà in un film, però io ho detto riempiamo l'anello inferiore che non si riempie di bambini, di famiglie, di scuole calcio, e non faccio invita i VIP, quando abbiamo visto qualche VIP con la maglia del Napoli, cioè, no, non ci sto a questo messaggio, mi spiace signora, cioè, proprio... Però se tu vuoi non ci accide nessuno, siamo in là.
No, Mario, io con grande affetto ho identificato, ho fatto un neologismo, il tutt'apposter, cioè nel senso che tu accetti solamente una narrativa dove tutto va benissimo ed è tutto perfetto, e invece per me, e questa è una cosa mia personale che non riguarda nemmeno Guido, io mi sono goduto questa vittoria dello scudetto proprio perché ci sono arrivato con l'analisi di quello che si poteva migliorare, di quello che non ci spiegavamo, del fatto che essere tifosi del Napoli è sofferenza. Non è mai stato tutto a posto essere tifosi del Napoli, è sofferenza allo stato puro, e nel momento in cui si vince si gode di più. Non capisco, non accetto dove sta questa distruzione. Sei un esempio singolo di questo questa modo persona a 12-13 anni lo abbracciamo, perché No, io vedo la barba. se ha 20 anni, se ha più anni, no, posso sbagliare tante volte, ma credo di questa sera di essere stato abbastanza chiaro, anche forse troppo lungo e petulante negli esempi, però non che me la prendo, perché col sorriso, ma non è un no perché mi offende o sono per me, no, nel senso proprio te lo rigetto perché non esiste. Cioè, qui noi abbiamo, Valerio sta facendo una battaglia sulle simulazioni, io ho combattuto, diciamo, con fatti, con proposte, quello sul razzismo. Cioè, noi vogliamo migliorare il sistema. Non è mai partito un insulto da parte nostra da nessuna tifoseria, perché per noi abbiamo detto, se uno è tifoso, non giuventino, Roma, è tifoso, e quindi che condivide i valori dello sport, io non posso sentirmi superiore a un tifoso della Roma. Dal mio punto di vista io sono migliore. No? Quindi proprio rigettiamo la tua frase, sia Valerio che io, perché abbiamo lanciato tante di quelle proposte. Io ho scritto un articolo, 10 idee per il presidente, ne ha fatte 7 di queste qua, e nessuno in quegli anni, e Valerio dice ma troppe ne fai gratis. No. Tra l'altro questo momento di crisi da settimane che stiamo vivendo non è mica colpa di Valerio, è mio. E nelle trasmissioni vedi un Napoli competitivo da tempo, è pure io, è pure noi, è tutti quanti noi. E quando un'amica Bellina mi chiese a freddo, Napoli, secondo te Guido può vincere lo scudetto, io cito i numeri, perché poi voglio dire un altro numero che ho beccato al centesimo. Io dissi questa frase, Valerio forse la ritroverà sulle mie, calcisticamente sì. Tutti sono rimasti. Guido per la prima volta ha detto in un secondo la frase, si tratterà di capire se basta calcisticamente, ma la dissi convinto. E io sono fissato, io ho detto dal primo giorno, e poi Guido è stato il primo, poi l'ha ripreso Paolo Del Genio questa frase, il Napoli deve stravincere, se il Napoli vince si deve mettere, io ho detto si deve mettere in testa dall'inizio del campionato, non guardare nessuno. Ci siamo divertiti, ho mandato 2 clip per lanciare anche il messaggio di un cambio di mentalità. Non ci sto proprio con questa persona. E ti dissi una cosa, ti ricordi quando io ho detto la lotta della Serie B sempre di meno, sempre di meno? Vatti a vedere l'anno scorso quanto avevano l'ultima e la penultima squadra. Se non ha avuto ragione, ormai siamo alle penultime, diventa sempre meno competitiva, Valerio, ma a Gravina interessa difendere la Juve, non rendere una Serie A più competitiva. È imbarazzante quanti pochi punti fanno, Però nelle trasmissioni quest'anno migliorano, anche tu hai fatto vedere, e quindi non ripeto con i numeri, che anche la lotta di Champions quest'anno si è abbassata moltissimo. Questo non sminuisce lo scudetto del Napoli, però ti fa capire che la narrazione, che questo non è il disfattismo nostro, cari signore, è diversa. Cioè l'anno scorso chi è retrocesso? È retrocesso con Venezia 27 punti, Cagliari 30, e poi qual è l'altra squadra? Cioè, vai a vedere quanti punti ha la Sampdoria quest'anno. Penso sia un record negativo anche. È un record negativo, cioè non si fanno punti, vale? Cioè, ti salverai con 33 punti, però non interessa a nessuno. Ma non è solo i 33 punti, è la Sampdoria che a stento raggiungono i 20 punti, cioè la penultima, la Real Madrid Cremonese, che sono punteggi troppo bassi. Il Genova 28, scusa, l'ho trovato. Quindi la penultima 28 e l'ultima 27, che erano punteggi, l'anno scorso sono stati punteggi bassissimi, quest'anno la penultima e l'ultima hanno molto meno punti. E lo stesso siamo che la quart'ultima gli basteranno 32-33 punti. Non andiamo, però si dice i 40 punti, Valerio, 40 punti. Ma dove? Guido, prendo l'ultimissima perché sono io che ho il che fare e quindi ti lascio andare. Ciao Guido, visto che lei è l'uomo dei dati, quale possibile allenatore può mantenere i dati fatti quest'anno dal Napoli o addirittura migliorarli? Guarda, io ti dico,
perché non faccio mercato, ora sono serio, il nome di Luis Enriquez è stato un'intuizione, una suggestione, un desiderio, eccetera. Un allenatore che deve avere 3 caratteristiche. La prima caratteristica in questo momento, visto che vieni dopo Spalletti, che è un certo tipo di allenatore che tra l'altro ha vinto stravincendo, giocando bene, sia la fase offensiva, la fase difensiva, con gran centrocampo, quindi è proprio difficile, deve essere molto coraggioso. Coraggioso. E prima ancora del campo, perché si è triturato, cioè voi considerate che fino a ieri, e vi ho dimostrato anche alcuni numeri rispetto a Maestro Sarri, una delle prime domande che fanno la grande bellezza di Sarri a Spalletti, tu ti potresti anche essere rotto le scatole di sentire questa domanda, adesso tu te ne sentirai 2, Sarri e Spalletti, cioè tu pensi che io anticipo, quindi non ti dico il nome. La prima caratteristica, coraggioso, perché oltre che l'ambiente, e Spalletti ha detto l'ambiente, non la città. Ha fatto voluto specificare nettissimo tra tifosi e ambiente giornalistico. Quindi molto coraggio, perché poi nei momenti decisivi sarà lasciato solo, ed è sempre successo. E quindi se non hai forza e coraggio non ce la fai. Questo dipende, Guido, anche se un allenatore, cioè se il prossimo allenatore è attento a studiarsi quelle che sono state le dinamiche, perché non tutto. Io vi porto l'esempio di come è stata vissuta da Paramount Plus, CBS Sport, il Napoli qui. Quando hanno intervistato De Laurentiis si vedeva dalle domande che non hanno la minima idea di come ci siano certe dinamiche all'interno dell'ambiente, non sanno perché un giocatore gioca di più o gioca di meno. Faccio l'esempio, apro e chiudo parentesi, Politano nelle ultime partite. Quindi l'allenatore che verrà avrà studiato, parlerà con Spalletti, ci sarà una telefonata. Perciò Spalletti è andato molto bene a Napoli, perché aveva studiato. Quindi non è partito in realtà dalla prima giornata. La prima giornata conosce intimamente i giocatori. La seconda cosa, a prescindere dal sistema di gioco, e chiaramente tra difesa a 3 e difesa a 4 cambia tutto, anche negli acquisti di giocatori, deve fare un gran gioco, perché oltre che l'aspetto umano, vedete, poi te lo dicono dopo anni gli stessi giocatori, quindi veramente d'altronde Mourinho non avrebbe fatto la carriera che ha fatto se non fosse un uomo di grande carisma, perché sicuramente è molto meno preparato di Sarri, ma secondo me perché passerà meno tempo maniacale a studiare, a un certo punto ha intuizioni folli, però siccome vince quelli ti stanno appresso, no? Cioè, tutti andrebbero in guerra con Mourinho, perché Mourinho devi fare un gran calcio, perché tu sei stato abituato a giocare bene adesso, e le cose se vanno non bene è più facile superare determinati momenti e diffidenza all'inizio, quando tu sei credibile e forte a livello umano e comunque ti sto facendo giocare bene, perché anche se la palla non entra, comunque se è un Politano, per dire un nome, non voglio né usare nessuno, sta giocando bene, cioè la squadra quest'anno in molti tratti, tranne negli ultimi partite dove aveva forse paura, se era troppo vicino allo scudetto, con l'Inter invece abbiamo rivisto tipo Napoli-Roma, abbiamo visto nel secondo tempo, Napoli poteva pure pareggiarla alla partita, ma aveva troppo voglia di vincere, zero paura di perdere negli ultimi minuti, come è stato per Napoli-Roma. Mi ha dato quella stessa impressione, per parlare di campo. Quindi la squadra ha bisogno di giocare bene, servirà un allenatore che ti fa giocare bene, perché altrimenti il cortocircuito potrebbe essere molto doloroso, e anche se viene qualche sconfitta, l'ambiente ti crea già la prima sconfitta e sentirai la pressione. Lì serve un allenatore forte che ti scherma da tutto, anche dall'ambiente, dalla società, ma i giocatori ti credono perché sanno, l'hanno provato prima anche con un altro, che quella è la strada che addirittura ti porta a vincere. La terza caratteristica, deve avere un pizzico di imprevedibilità, perché adesso non basterà più, non parlo di follia, proprio di chi ti spari, perciò il ritorno di Sarri non va bene, eccetera, di chi a livello comunicativo, a livello di gioco, a livello di alcune scelte dei giocatori, ogni tanto spiazzerà le scelte, e ovviamente questo darà molto fastidio a quelli che volevo chiamare i miei colleghi, che invece amano avere sempre la formazione certa, eccetera. Secondo me queste sono le 3 caratteristiche prima del nome: coraggio, avere una idea molto chiara ma qualitativa di come giocare a Napoli, a prescindere 4-3-3, 5-71, eccetera, e un pizzico di imprevedibilità. Sono le 3 caratteristiche che ti faranno
proseguire su questa strada, alla faccia del signore che ha detto che noi siamo disfattisti. Il nome, sinceramente, secondo me non lo conosce nessun collega, forse Masi neanche, non penso Gasperini, perché gli mancano tutte e tre le cose. Quindi vi dico, dormite anche perché Gasperini fu scelto quando noi giocavamo a 3 con Mazzarri, sono passati tanti anni. Ah, ecco, questa è una bella ricostruzione, perché si dice De Laurentiis l'aveva già. Arriva il gelataio. No, Valerio, ma non negli anni di Sarri. Sì, ma non negli anni di Sarri. Quando c'era Mazzarri, poi rimase un altro anno, in quegli anni lì. Quella era, da lì si deve ritornare il momento in cui c'è stato il colloquio, e quindi da lì è rimasta questa cosa che dicono sempre, che Gasperini è un pallino di ADN. Cioè, ragazzi, pensate a questo dato, no? Che Benitez fece un cambio culturale, calcio propositivo a 4, squadra che fa mediamente i falli che fanno le prime classificate dei campionati europei, però alcune cose andarono male, la Juve anche degli ori su, alcune partite a un certo punto potevi pure passare a 3 a centrocampo, non è che è un santo per dire. Però ci fu un grande cambio. Sarri ha migliorato moltissimo il suo gioco, tra l'altro abbastanza passare Zemaili o altri, noi ce l'avevamo i giocatori per giocare anche come lo stesso Jorginho, ancora meno falli, non era lo stesso Gattuso, solo Ancelotti non si capiva niente, e Spalletti ha migliorato ancora di più. Quindi in realtà la strada del Napoli è sempre stata questa, sempre più tiri in attacco, sempre più attenti nella fase difensiva, e grande cortocircuito rispetto al passato, la squadra che fa meno falli in Italia, e invece è stata criticata, ma il Napoli è uscito perché non ha fatto falli. Io vi potrei dire a questo punto, allora il Napoli se faceva un sacco di falli non vinceva il campionato. Mettetevi d'accordo col cervello, nel senso, semmai impara a gestire la tensione, quello ci ha fregato. Alcuni giocatori si sono fatti fregare, ma per inesperienza, anche per un pizzico di sportura. Il gol che prendiamo a San Paolo gli passa la palla sotto il piede, Valerio, il calcio è anche imprevedibile. Ma poi siamo lunghi, Valerio deve andare. Sì. Sono un disfattista, sono proprio un pessimista. No, invece statevi buoni, ricordate che la Pro Vercelli ha vinto dei campionati a 2 squadre, a 2, a 4, 6 squadre, quindi saranno 7, saranno no, ma io non li equiparerei a quelli del girone unico, 20 squadre con la regola dei 3 punti, è un po' diverso, però i numeri sono a volte molto aleatori, specie quando sono analizzati di chi ne mette 38, 37, 36, 35 le plusvalenze, quindi alla fine anche quello. C'è un noto presidente di una nota squadra di Serie A che è andata all'assemblea dei nazioni degli azionisti, questo credo che la dica tutta, no? Che poi a un certo punto ha detto: i miei 5 figli, io capisco che a volte uno voglia bene ai figli acquisiti come figlio proprio, però non è rispettoso nei confronti del padre, perché i figli di questa persona sono 4 e uno, diciamo, acquisito. Però ripeto, i numeri evidentemente sono aleatori anche per quanto riguarda i figli. Scusate, questa mi è scappata. Un abbraccio a Guido Gentile. Io ragazzi vi abbraccio e vi bacio, devo veramente scappare. Un bacione gigante a Diego, che ringrazio sempre, che spero che insomma tu stia scrivendo. La Serie A è scarsa, Napoli mio, riempi il vuoto di potere, confermati campione, che è un augurio che ci auguriamo tutti, che condivido e condividiamo tutti. Un abbraccio anche a Caputo Francesco, che ogni tanto ritorna su questi lidi. Ciao Vale, Guido De Laurentiis deve prendere De Zerbi, è uno dei nomi fatto da tanti anni. De Zerbi abbiamo ricordato che sta nella sua esperienza della Premier. Ti ringrazio Francesco. E poi chiudo con questa cosa perché ci piace sempre parlare di campo. Fabio, tu mi dici una statistica importante, sarebbe curiosa, su quanti calci d'angolo degli avversari li ha presi di testa Osimhen. Io ti dico una miriade. Mai come quest'anno ad ogni calcio d'angolo degli avversari io avevo la tranquillità che Capa Gialla svettava, le ha prese veramente tutte, ed è stata una delle nostre forze, perché il Napoli sì non segna su calcio di punizione diretto, ci ha provato nell'ultima partita. Quanto mi è piaciuto che il Napoli ha provato varie soluzioni dei calci piazzati, ma sui calci d'angolo, su quando muoviamo la palla, la fisicità che ci ha messo Osimhen, veramente ad averlo avuto non infortunato anche nelle altre, chissà
chissà cosa sarebbe successo. Da New York, Valero Fluido è tutto, la lista è lunga e io adesso vi comunico quello che sarà al 100% il nuovo allenatore del Napoli. Adesso calma, guardate bene, adesso il nome si illuminerà.